Abbiamo iniziato questo mese con il 1° aprile, scherzando con i protagonisti del calcio dilettanti. Chiudiamo questo mese stasera dicendo ovviamente che non si può proprio scherzare. Parte maggio, mancano 2 giornate in quasi tutti i campionati apicali e c'è ancora da decidere la capolista. In eccellenza in particolare, ma anche in seconda categoria girone A. E Bobo Sonego proprio del Valle Noncello parla di ferocia, bisogna andare a vincere. In questo momento qua, insomma, bisogna essere convinti, bisogna avere la cattiveria agonistica giusta, non c'è più tempo di giustificazioni. Arrivano le fughe decisive, noi diciamo l'ultima fuga, o forse davvero la prima, perché in certi campionati, l'eccellenza su tutte, ma abbiamo visto anche la Serie D adesso, nessuno è riuscito davvero a correre come ci aspettavamo. Adesso c'è l'ultimo scatto, la fuga per la vittoria. Sigla. Dobbiamo vincerlo. Esigo che la squadra vinca le partite, le prossime 2, e deve tirar fuori tutto. Ce la suderemo e alla fine ce la dobbiamo fare. Abbiamo esagerato stasera, rigorosamente musica italiana, ma scomodare Pavarotti, Puccini, insomma è un po' impegnativa. Comunque sia, qualcuno ha già vinto, qualcuno vincerà, ma sicuramente per queste ultime partite decisive bisogna avere quella grinta che ci ha mostrato Bobo Sonego. Io intanto saluto, ben ritrovati a Terzo Tempo, l'unica alternativa alla Champions, con noi Sante Bernardo. Ciao mister, Simone Fornasiere. Buonasera. Amedeo Russo. Buonasera. Dall'altra parte dobbiamo parlare dei verdetti, le salvezze, come è capitato ancora a mister Alessandro Musolino. Buonasera. Ma ringrazio anche Max Gubiani, la Gemonese è una delle vittime illustri di questa promozione ed è con noi per parlare di dilettanti di questo momento difficile. Grazie Max, ben ritrovato. Allora, io direi di partire mostrando delle immagini, perché noi siamo stati in sosta e siamo ripartiti. Siamo stati in sosta perché c'era l'Under 19 al torneo delle regioni, che lunedì è stata anche omaggiata allo Stadio Friuli, al Blue Energy Stadium, ed è stato sicuramente un bel momento per i ragazzi. Nel caso accettassero consigli, con grande umiltà lo dico e con grande rispetto, però sarebbe bello riuscire a trovare il momento giusto per avere un po' di più diciamo così, pubblico a tributare questo applauso, insomma, al netto che è già bene che una società, insomma, sia così attenta, no? Siamo d'accordo tutti, però volevo far vedere anche questo momento per dire, insomma, che abbiamo raccontato questa bella storia che si è conclusa anche con questo momento simbolico prima di Udinese e Bologna. Ma vi chiedo, siccome adesso stasera noi parleremo, ragazzi, una puntata difficile, abbiamo tantissimi argomenti e tante cose da andare a chiarire, ma con un campionato così delicato, mancano 2 o 4 giornate, domanda e risposta secca, ma la sosta è troppo lunga, 2 settimane in un momento cruciale del campionato? Sì, è troppo lunga. Troppo lunga? Rivedresti sta cosa qua? No, è chiaro che dipende come arriva la sosta, qualcuno bene, il giovamento, ma la regolarità è finire il campionato e dopo facciamo i tornei. C'è troppo, no? Io ho un po' il pezzettino lì, 2 settimane, ragazzi, a me è cambiato il mondo, sì. Cioè, in 2 settimane ho preso 2-3 kg nel frattempo, per esempio.
Fornasiere. Pensa che fra 15 giorni finisce tutto, quanti ne prendi allora? No, per me può andare bene, A perché è per tutti, B perché consente a tutti di comunque ricaricare le pile e ripartire per il rush finale. Io ti dico un'altra roba invece. Ma non si ricaricano le pile nel rush finale, bisogna andare. Come insomma, perché dobbiamo ricaricare le pile? 2 settimane si fermano tutti, è per tutti uguali. No, Veneto non si è fermato. No, ma cosa c'entra il Veneto? Io parlo del Friuli Venezia Giulia. Sì, no, ma per dire, è un campionato... È l'unica regione che non si è fermato. Ti ho detto l'altra volta che non gli interessa niente il torneo delle regioni al Veneto. E comunque io invece dico un'altra cosa, che secondo me non si possono finire i campionati il 10 maggio. Più avanti andresti. Assolutamente, io non capisco perché ridistribuiresti la situazione. Partirei più tardi del 10 gennaio per esempio, partirei il 25 gennaio e finirei il 25 maggio. Quindi non discuti la sosta, ma il fatto che riparti e mancano due partite. Si finisce troppo presto. Vabbè, se dovete rispondere a Fornasiere non fate farlo solo a me, che poi sembra che io e lui litighiamo quando in realtà ci vogliamo molto bene. Fornasiere dice di no perché in Sicilia è stato bene. 2 settimane. Ma sarebbe stato uguale anche dopo, quindi voglio dire. E per te? No, per me la sosta, sì, 2 settimane in questo periodo sono impegnative, anche perché non si sa, un allenatore non sa se caricare, non caricare, se scaricare, è difficoltoso allenare in queste 2 settimane sicuramente. Andiamo dai nostri ospiti, Max Gubbiani. Allora, premetto che mi trovo d'accordo con Simone e mi trovo anche d'accordo con Sante, nel senso, comunque la sosta per cos'era? Per Pasqua o per il torneo delle regioni? Tutte e due. Per tutte e due, perfetto. Diciamo che è sempre esistita questa sosta, no? Quindi la sosta del torneo parlo, chiaramente. Sì, da no? quando è così, sì. Okay, c'è stato anche a giugno il torneo. Sono tempi, no? Che è così. Diciamo che una cosa che io farei, ma è da tempo che se ne parla di questo, la sosta invernale io la allungherei. Ok, quindi sei più dalla parte di Simone, più lunga, andiamo a finire. Assolutamente. Mister Musolino. No, a me non dispiace, devo dire la verità, perché comunque è un momento in cui si può mettere un po' in ordine le cose, se uno ha un obiettivo specifico da raggiungere, si può organizzare per lavorare. Sarebbe bene, come dice Simone, che si andasse un po' più avanti, con la sosta, con 5-6 giornate dopo è un discorso, con 2 giornate... 2 giornate, ragazzi? Ma come potete fermarvi? 3 in questo caso erano 3. 3. Cioè il rischio è quello che le squadre lavorino in maniera diversa, cioè una cosa se uno ha ancora obiettivi, quindi quelle 2 settimane lavora in un certo modo. Io sto con Sante, una sa pochi totalmente. obiettivi, un po' c'è il rischio che scarichi, no? Questo sì. Però vabbè, da calendario quindi ti organizzi, ma volevo aprire perché... No, ma diciamo che il torneo, ad esempio parlando del torneo delle regioni, in questo momento il campionato finisce fra 2 domeniche, ok, diamo ancora una domenica per uno spareggio? Una domenica basta? Penso di sì. Un anno lo avevano fatto in giugno, tu vorresti il torneo delle regioni più avanti? No, però... dico, sarebbe anche giusto dire ok, facciamo il torneo delle regioni più avanti. Ok. Come... Comunque. No, anche perché finisco, già un anno la Coppa Italia al Fagagna l'ha fatta un mese dopo la finale. Un mese a fine campionato, se non sbaglio, quando ho giocato. Ma quella è la Coppa di promozione. L'anno scorso anche noi l'abbiamo fatta a metà giugno. Sì. Hai capito? Cioè, quindi è andato avanti anche lì, No, ma infatti la distribuzione tra campionato e Coppa è ogni anno che può variare un po' la situazione. Quest'anno è tutto un po' presto, sostanzialmente, a parte il dislivello creato dalla terza categoria dove mancano 4 giornate. Comunque, la mia domanda era in realtà così, tanto per iniziare a parlare di qualcosa, non è che era un argomento che mi interessava veramente. Okay. Grazie, bello. No, era per dire che siccome arriviamo dalla sosta, io devo fare il punto sui campionati, vediamo. Sono 8 i campionati da decidere, dalla Serie D alla terza categoria. Il Brianlignano in interregionale diventa l'arbitro del campionato. Ma insomma credo che ognuno sia artefice del proprio destino, quindi sia Treviso che Dolomiti. E la squadra di Boras, che ha appena affrontato il Treviso perdendo 3-0, ritrova le Dolomiti bellunesi che ricordano ancora il poker subito all'andata. Stavolta, per custodire i 2 punti di vantaggio e vincere il girone, non dovrà steccare gli ultimi 90 decisivi minuti del campionato. In eccellenza il San Luigi cade alla ripartenza e ora dovrà farsi bastare 3 punti di vantaggio. Il Rive Flaibano è la squadra del 2025 tra il titolo regionale con
con la Juniores è una prima squadra capace di una rimonta pazzesca, infatti ora sarebbe salva senza play-out. Il Tamai ancora una volta non approfitta dello stop della capolista, conferma invece il secondo posto nel 2-2 col Muggia. In promozione tutto è stato deciso a marzo e arriva ad aprile la prima coppa consegnata ufficialmente per la vittoria del campionato. In promozione girone A, festa al Bottecchia dopo il 3-0 sul Sedegliano con i gol di Borsato, Toffoli e Lisotto. Filippini e compagni esultano insieme ai tifosi e mettono in mostra la coppa. Un'altra giornata di emozioni per il pubblico nero-verde, di crescita per la società che presenta ufficialmente anche il progetto per tutti i ragazzi del territorio. I settori giovanili di Pordenone, San Francesco e Villanova danno vita al WPN Academy. Con il Teor si chiude il cerchio della prima categoria. Resta da assegnare il girone A di seconda. Valle Noncello e Valvasone sono a pari merito con 53 punti. In seconda categoria girone B, la Fulgor vince grazie a un gol di Etri lo scontro diretto con il Grigioneri e adesso a +4 in classifica l'occasione per festeggiare la matematica in trasferta con l'Arteniese. Nella seconda categoria girone C, Super Terzo che batte lo Zompicchia 3-2 e allunga sul Bertiolo. 57 punti per la capolista Terzo, 55 per l'inseguitrice Bertiolo. In terza categoria girone A, 4 giornate dal termine, il Montereale attende la matematica con un +9 in classifica. Nel girone B, Villanova e Caporiacco continuano a braccetto con 68 punti, quota 68 anche per il Malisana nel girone C, che però deve custodire 6 lunghezze di vantaggio dal Tor Viscosa. Risposta velocissima perché poi andiamo ad approfondire quale campionato secondo voi alla fine davvero nella vostra testa non si riesce a decidere, perché tutti noi abbiamo un'idea, no? Di chi è per voi la favorita, chi arriverà fino in fondo. Faccio un esempio, la Serie D uno può pensare, può esserci la sorpresa, ma io sono convinto che il Dolomiti ce la faccia, no? Per voi, velocissimi e poi approfondiamo. In che campionato per voi c'è del margine davvero e secondo voi può succedere qualcosa di clamoroso? Per me è aperto ancora l'eccellenza. L'eccellenza è ancora aperta, dice Bernardo. Qualcosa di clamoroso no, però quello più avvincente mi sembra la terza B con Villanova e Caporiaco, che hanno perso qualche punto nelle ultime domeniche ma poi se lo sono sempre riprese, anche dopo quello scontro diretto finito un po' strano, in bagarre, strano lì, no? Con la vittoria del Villanova. Poi il Villanova ha perso qualche punto, poi l'ha riperso il Caporiacco. Sono campionati in odor di spareggio in questi casi. Potremmo finire con degli spareggi. Ma forse è l'unico, no? Quello lì, da spareggio. Seconda A. Seconda A sono a pari, sì, è giusto. E ci arrivo per Eccellenza. te. Eccellenza è ancora apertissimo, può succedere qualcosa. Max? Eccellenza. No, io resto su Valle Noncello Valvasone, mi sembra il più appassionante. Ok, e in D nessuno ha dubbi? Brian Lignano arbitro del campionato? Brian Lignano secondo me Ha fatto il suo. Io no. sono a prendere il sole, dai, cioè, hanno fatto il loro sinceramente, hanno fatto un grande campionato e quindi adesso sono un attimino in scioltezza, no? Loro sanno di essere arbitri. Ma sì, certo, per me non sicuramente andranno a giocare, ma scusa, sicuramente seria andranno la a fanno. giocarsela, ok, ma adesso andranno sicuramente con uno spirito differente, no? Non è come col Treviso. Non capitemi male, non me ne voglio al Brian, non capitemi male. Non ho paura del Brian, ho paura delle Dolomiti, perché quando tu vai a Calvi, hai il match point e tiri un rigore che non lo tira Marangon, che è il rigorista, lo tira un 2003 e tira evidentemente il rigore della paura perché tira un tuono dritto per dritto sulla traversa. Secondo me non è il Brian che ha paura di andare a vincere là, è la Dolomiti che ha paura di vincere. Attenzione, anch'io non sono Anche così dopo il risultato dell'andata magari. Anche dopo il risultato dell'andata. E comunque Anche perché parlato, aveva già vinto l'ultimo minuto dell'ultima giornata. questo sarebbe clamoroso,
Questo sarebbe clamoroso perché il Treviso lo stavamo dando quasi per escluso, onestamente. Chiudo solo dicendo, per me Brian Legnano-Treviso è stata una partita figlia della salvezza conquistata. Il Brian Legnano si è ritrovato al Teghi a festeggiare la stagione. Quella di domenica secondo me sarà diversa. È vero, però cioè, la Dolomiti fa parte del calendario. Ha delle motivazioni che se sei una squadra forte devi vincere. Infatti, poi, arrivo qua ragazzi, cosa possiamo dire? Arriva maggio, cosa resta da decidere? Ma in questo momento io sono d'accordo su come ha ragionato mister Sonego, che si è fatto raggiungere dal Valvasone in seconda categoria girone A. Sono a pari merito. Meritava di vincere ma non ha vinto con Rorai Porcia perché ha sbagliato più di qualche occasione. Vi faccio sentire l'intervista proprio integrale di Sonego, perché secondo me è questo che adesso serve a chiunque. Poi mi dite cosa ne pensate. Sonego. Cosa ti aspetti da queste ultime 2 giornate, Luca? Io mi aspetto una ferocia allucinante, perché questo campionato dobbiamo vincerlo, perché ce lo meritiamo, ci facciamo il culo dal 29 di luglio e dobbiamo tirar fuori tutto quello che si ha, non c'è altra strada, cioè deve essere un messaggio per tutti, i giocatori, società, mister, questo campionato bisogna portarlo a casa, perché ce lo meritiamo, ripeto, giocando così ce la meritiamo. È chiaro che vai a giocare contro squadre che si devono salvare, metteranno in campo le loro forze, le loro armi, noi dobbiamo mettere ferocia in campo, perché esigo che la squadra vinca le partite, le prossime 2, e deve tirar fuori tutto. Ti farai sentire dunque in settimana con i giocatori? Ma non serve farsi sempre sentire, però dobbiamo responsabilizzarci e guardarci negli occhi e dire: abbiamo creato 9 occasioni di gol il primo tempo, bisogna buttarla dentro, cioè poco da dire. In dialetto noi a Pordenone diciamo o de rus o de strus, bisogna buttarla dentro. E quindi, a parte gli scherzi, bisogna tirar fuori la ferocia. La squadra vuole vincere il campionato perché se lo merita, si impegna, tutti sempre presenti, danno sempre il massimo e ci vorrà più pazienza, perché con lo Splimbergo non si è riusciti a chiudere, col Ceolini non si è riusciti a chiudere, con l'Arzino 18 occasioni da rete non siamo riusciti a chiudere. Oggi non siamo riusciti a chiudere, vuol dire che una giornata alla volta dobbiamo chiudere questo campionato, se no le regole cosa c'è? Uno spareggio? Si gioca allo spareggio e si va fino in fondo, non si torna più indietro, bisogna andare alla grande verso avanti. Costerà fatica, una partita alla volta, mi hanno sempre insegnato, nessuno mi ha mai regalato nulla nella vita, ce la suderemo e alla fine ce la dobbiamo fare. Sentiamo gli allenatori, mister Musolino. L'ho sentito bello carico, evidentemente c'era un po' di rabbia, perché se durante la partita magari meriti il risultato e non riesci ad ottenerlo, hai sempre la sensazione che potevi dare qualcosa in più, è capitato anche a me a volte. Quindi vi chiedo da allenatori, questo tipo di dichiarazione, ognuno fa quello che ritiene giusto col suo gruppo, ma voi come vostro stile siete più per una dichiarazione così oppure avreste tenuto più tranquillità? Cosa avresti tu, come la vedi? Io per mio stile tendo sempre a parlare nello spogliatoio, quindi cerco sempre esternamente di dare un'idea di tranquillità, non di voglio serenità. fare un processo voglio capire come siete diverso voi. E ognuno persegue il suo. Quindi tu non faresti questo tipo di... Non l'ho mai fatto, per cui non fa parte del mio modo di essere, però ripeto, non vuole essere un giudizio. Ecco. No, non facciamo un giudizio, è per capire che stile avete voi. Tu lo faresti così? Io anche nell'intervista sono sempre molto più pacato, però dipende anche un po' dal momento, come si sentiva lui in quel momento. È difficile, no? Ma se io vi dico che per me è un figo, siete d'accordo con me o no? Assolutamente sì. Sì, io lo conosco, Bobo, aveva il veleno, un po' di veleno dentro. No, ma era carichissimo Bobo, era carico e se poteva entrare in campo lui, che ha fatto l'attaccante, quei 18 gol ne faceva 19 lui. Sì. Perché sta dicendo che adesso, Sante, tu come lo interpreti? No, io penso che tutto questo nuovo sistema che c'è nei dilettanti di fare le video interviste le puoi utilizzare come messaggio alla tua squadra, però dipende un po' dalla tua squadra. Lui probabilmente
fa questo perché ha tirato in ballo la società, vuol dire che vuole raggruppare tutti, adesso non so quante partite mancano. Due. Ci può stare. Probabilmente è stato influenzato anche dal post gara, però le video interviste dal mio punto di vista si possono utilizzare per lanciare qualche messaggio. Chiaro. Ma aggiungo, e questo mi porta a parlare adesso dell'eccellenza rush finale. Quello che voglio dirvi io, abbiamo vissuto un campionato dove non si riesce fino alla fine a decifrarlo, no? Però lo ha detto Pocecco dopo aver vinto con te, mister. Ora dobbiamo andare a vincerlo. Sentiamo Sonego che parla così in seconda. Voglio dire, adesso bisogna vincere con la ferocia. Questa corsa al titolo a 180 minuti dalla fine. Il San Luigi, ditemi, io vi faccio un'affermazione, alzi la mano chi non è d'accordo, ma parto con Musolino perché è stato prima della sosta protagonista. Il San Luigi deve ripartire vincendo. Episodi, bella partita, brutta o meno. Devi vincere. Non mi aspetto che la capolista perda la ripartenza. Ma è tutto il campionato quest'anno secondo me è un po' anomalo, insomma non c'è stata la squadra che ammazza campionato e quindi neanche il San Luigi secondo me riesce a recitare questa parte. Ma manca la ferocia? Ma non è così feroce, secondo me è un campionato molto equilibrato, probabilmente il San Luigi è quella che fino adesso ha avuto qualcosina in più, però non ha quel gap, non è così alto, così forte come in altri anni era stato, per cui puoi dire ok vado lì e spacco e vinco la partita. Ogni partita è molto complicata e anche in questo momento tutte le squadre se la possono giocare, quindi un po' vittima dell'equilibrio generale secondo me più che della mancanza di ferocia. Dobbiamo parlare della lotta al titolo ma anche della corsa a salvezza. Guardiamo le ultime 2 giornate e memorizzatele perché sono coinvolte ovviamente San Luigi e Tamai per il titolo, poi per la salvezza Pro Gorizia gli manca un punto, c'è l'Azzurra, c'è il Rive Flebbano e il Casarsa che ha l'ultima chiamata e potrebbe non bastare con l'Azzurra Premariacco. Allora questa è la giornata di domenica, chiave salvezza, Casarsa Azzurra, Rive che va, quindi scontro diretto, Rive che va a Maniago già retrocesso in scia strapositiva e poi abbiamo Pro Gorizia a Muggia che vuole chiudere bene in casa immagino. Fiume, San Luigi per il titolo, altra trasferta, il San Luigi ha faticato in trasferta, soprattutto nell'ultimo periodo, e il Tamai che va crass, occhio. Ultima giornata, la focalizzata in caso poi le rimettiamo se c'è qualche dubbio, chiave salvezza, Azzurra Fagagna, Gorizia crass, Rive Tolmezzo, mentre per quanto Casarsa se sarà ancora in gioco va Tamai che proverà a essere ancora in gioco a questo derby e il San Luigi ha l'ultima in classifica. Quindi partiamo dal titolo e poi parliamo di salvezza. Giro di opinioni. Per il titolo com'è questo calendario? Max? Vedo... per il titolo? Sì, ovviamente davanti c'è il San Luigi, non ha, come si diceva prima, non è stata una squadra che ha ammazzato il campionato, quindi... Ma parliamo di adesso? Non la vedo facilissima per San Luigi. Perché il Fiume, la trasferta di Fiume può essere insidiosa? Non è facile, sì. Tu mi dicevi prima, le trasferte le ha patite un po'. Sì, ultimamente il San Luigi ha fatto parecchie fatiche in trasferta, no? Le ultime 3 che abbiamo fatto un punto in 3 partite, quindi tra Codroipo, Rive e Azzurra. Però tu sei l'idea che non rischia? No, rischia, per rischiare si rischia, però secondo me la partita che è il Tamai a Crass è forse ancora più complicata di quella del San Luigi. Dai, sbilanciamoci. Magari il calendario più difficile ce l'ha evidentemente il Tamai delle due, perché va a Muggia, va a Crass. Scusa, va a Crass, ha giocato domenica, scusami. Il San Luigi va a Fiume Bania, che non regalerà niente, ma è una squadra ormai tranquilla. Domenica ha festeggiato con poker diretti la salvezza. Poi l'ultima credo che abbiano una grande occasione tutte e due per fare 3 punti con le ultime 2 della classifica, perché comunque quello saranno, anche se il Casarsa batte l'Azzurra, si presenterà sempre da penultima a Tamai. Quindi il Lago della Bilancia è sicuramente domenica. Il San Luigi, se fa un punto, ha vinto il campionato. Ma tu sei d'accordo con me sul discorso della ferocia, che poi non vi ho sentito? Sono d'accordo sul fatto, sono d'accordo con te ma anche col mister, sono d'accordo sul fatto che anch'io a 3 giornate dalla fine mi aspetto che la prima della classe vada e faccia 3-0 ovunque vada, no? Per imprimere
imprimere il suo marchio sul campionato, però è partito così il campionato e così si chiuderà. Ma c'è anche la seconda che morde dietro, Tamai morde. No, ferma, io non sono d'accordo con te. Non morde niente il Tamai. Il Tamai morde se vince domenica. Deve vincere, certo. Doveva vincere col Muggia. Scusate, il Tamai è lì, il Tamai ha perso grande occasione perché il Tamai doveva vincere, perché così domenica obbligava il San Luigi a vincere a Fiume e non accontentarsi di un pari. Infatti domenica, lo avevo già anticipato, San Luigi mi aspetto che vinca perché è la capolista, ma il Tamai continua a perdere occasioni. Però il Tamai ha avuto un brutto calendario nelle ultime 3. E il Muggia è una bellissima squadra. Io ho parlato con qualcuno, mi dicono, però ve la vendo come me l'hanno venduta a me, che se c'è una squadra che meritava qualcosina in più era il Muggia, domenica. Russo e Sante per chiudere sul titolo. Io sono della stessa idea di Simone. Dopo la sosta, una squadra prima in classifica vince 3-0 tutte e 3 le partite finali. Questo è quindi il tema della ferocia, della convinzione. Che poi non sia facile. Vinca lo stesso il campionato è un altro discorso. E sei di quell'idea, quindi Fiume è un ostacolo che il San Luigi può superare. Se deve vincere il campionato... Però il calendario, vedete un calendario che è fattibile. La maggioranza vede un calendario fattibile per il San Luigi. Sì, tutto l'anno è fattibile. Quindi è inutile discutere. Dei se, ma. Ok. Comunque scusa Massimo, il San Luigi, poi magari il Maniago ci stupirà, il San Luigi sa che comunque lo spareggio ce l'ha pressoché assicurato. Almeno quindi lo spareggio. È tutto che ha tutto il Tamai da perdere. Il Tamai domenica va a Cras. Il Cras ha dato una dimostrazione domenica che non gli interessa niente, giustamente, di nessuno. È andata a vincere a Premariacco contro una squadra che aveva come da chiedere, ma loro, giustamente, non è una critica, è un complimento. Il Cras vuole fare bene, vuole chiudere bene in casa domenica. Certo, vuole chiudere in alto anche in questa eccellenza. Tamai domenica, il calendario è nettamente, quando mettono sulla gazzetta le stelline, cioè domenica è una partita da 4 stelle per il Tamai e da 2 per il San Luigi, poi magari il Tamai vince e il San Luigi perde, non lo so. Commento dritto per dritto sulla lotta a salvezza, dai, ditemelo. Che potrebbe finire domenica con Casarsa Azzurra 0-0. Io dico che... Potrebbe. Sì, potrebbe. La paura di perdere le fa pareggiare. Ma soprattutto l'Azzurra ormai non dipende solo da se stessa, a meno che non si incarti la Pro Gorizia che fa 0 punti e a quel punto facendone 6 l'Azzurra va al play-out, ma l'Azzurra sa che davvero, il Rive ha il destino nelle sue mani, Gorizia gli manca un punto, l'Azzurra è veramente legata. Gorizia la escludete. Non la escludo, però credo che un punto in 2 domeniche possa farlo. Ma comunque deve farne 6 l'Azzurra anche. Musolino e il River Fraibano in questo momento una delle squadre più forti dell'eccellenza. Sì, ma io non vorrei chiamarli all'amico Mauro Lizzi, ma secondo me loro con la vittoria di domenica hanno... Non dico si sono salvati, ma ripeto, secondo me sono molto vicini a averlo fatto. Secondo me fanno 6 punti da quella fine. Sono in forma, mi sembra hanno fatto 26 punti del giro di ritorno fino a questo punto. No, incredibile. Potrebbero arrivare a 32. Mi sembra che il campione d'inverno San Luigi è stato 31, con 31 punti. 31. Quindi far 32 punti in un girone è da capolista. E loro possono farli e secondo me si salvano. Ma proprio per questo aggiungo, in questo momento il River Fraibano è la squadra che si merita la salvezza, appunto. Cioè in questo il campionato ci ha già detto una cosa, il River Fraibano è la salvezza. L'Azzurra, mi dispiace per l'Azzurra, assolutamente no. È una tesi che non si può, che non trova antitesi questa. Per me, alla fine, quello che avete detto è Gorizia che crolla e l'Azzurra che vince per prendere il Gorizia, la corsa che farei io, che spererei io se fosse l'Azzurra adesso. Anch'io fossi l'Azzurra spererei che, ripeto, che si incarta la Pro Gorizia e fa 0 punti e poi vado a giocarmi la partita della vita al Bearzot nel play-out. Gorizia se chiuderà con il punto come si può ipotizzare magari o vincendo e salvandosi deve ringraziare quel gol bellissimo a Fontana Fredda, Sante, no? Sì, io l'ho vista quella partita. Lì era già, l'ho vista una squadra in difficoltà. Fondamentale. Poi ha scavato fuori il gol al 90esimo. Allora, l'eccellenza, dobbiamo parlare, allora c'è da decidere il titolo, c'è da decidere la salvezza, ma poi ovviamente c'è tutta quella terra di mezzo che deve dire, deve progettare il futuro. C'è il mercato allenatori, quindi notizie di oggi. La prima mossa la fa il Chions che annuncia Moro, segnaliamo anche Mister Rossi che
va in Veneto alla Leo, la Liventina, quindi in bocca al lupo a Max, che ritroveremo comunque nelle nostre trasmissioni da qui a fine stagione. Moro, Juniores Chions, via in prima squadra. Un passato a livello di eccellenza che ricordi io, Fontana Fredda poco, poi altre esperienze, sicuramente un mister che ha un bel percorso di grande esperienza. Anche qua vi chiedo se siete sorpresi da questa nomina e come la valutate. Attenzione, premessa anche qua, non valutiamo Moro, le sue competenze e quello che potrà fare, valutiamo la scelta, no? che secondo voi. Da direttore sportivo? C'è più di qualche società che ha fatto questo passo. Questa continuità. Non solo in eccellenza, anche nelle categorie sotto. Quindi tu dici che ci può stare? Sì, secondo me sì. Sorpreso? Mi sembra nel segno della continuità. Io non conosco il mister, quindi non voglio dare giudizio appunto sulla persona. Evidentemente c'è la volontà di continuare un certo tipo di percorso, una persona che conosce l'ambiente, non vogliono stravolgere il loro modus operandi, e quindi mi sembra una scelta di questo tipo. Sante, è sorpreso o no? Ma effettivamente poi quando ho letto oggi ci ho riflettuto. Probabilmente Chions aveva bisogno di riportare un po' la propria anima, il proprio status, e quindi ha fatto questa scelta interna. Una mossa un po' da chioso, da ambiente Chions, sì, no? Sì, Lavorare. conosce l'ambiente, c'è da ricostruire molto, probabilmente c'è una delusione da smaltire, una serie di cose, quindi hanno fatto una scelta protettiva. Ti lascio per ultimo, Russo? Sorpreso sì, perché i nomi che si vociferavano erano altri, però probabilmente hanno fatto la scelta, come hai detto tu, da Chions, quindi scelta interna probabilmente e si quella vedrà. giusta. Scusa se posso, ma se andiamo un attimino qualche passo indietro, non so, per dire Tolmezzo Serini, Flaibano, Max Rossi, sono già stati che hanno fatto la juniore, sì, certo, non è una cosa che così nuova a modo però, di vedere. E devi valutare anche che società stiamo parlando. Il Chios ha vinto due volte l'eccellenza ed è andata in D e ha fatto 4 anni di D. Fornasiere? No, a me sorprende molto invece. Io mi aspettavo, non me ne voglia, ripeto, mister Moro, anzi ci mancherebbe, dimostrerà di essere all'altezza e ci mancherebbe. Però io dal Chions che scende dalla D mi aspettavo perlomeno un nome forte, che poi non significa che avrebbe avuto più capacità o competenze di Moro, ci mancherebbe, però io mi aspettavo un nome forte. Anch'io, e poi è ovvio che arriviamo da allenatori di un certo tipo, a parte la scelta di Marmorini, e hai scelto un allenatore che non ha un'esperienza negli ultimi anni in categoria di un certo tipo. A me danno un po' l'idea, quello che... No, esperienza, scusami, voglio correggermi, un'esperienza a risultato, capisci? A obiettivo grande. Okay? A me infatti questa scelta conferma un po' quello che ti disse Sud qualche settimana fa. Torneremo in D, ma forse non hanno la voglia, la necessità, subito, l'assillo di provare a farlo subito. Cosa succederà in eccellenza col mercato allenatori? Intanto domenica abbiamo chiesto un po' la situazione a Malerba con il Fontana Fredda. Sentite cosa ci ha detto. Da tutto capo. Fontana Fredda è stata a casa mia perché comunque ho fatto 3 anni importanti da giocatore. Ho vinto un campionato d'eccellenza, sono stato capitano in Serie D dove ci siamo salvati. L'ultimo anno che poi si è chiuso con il Covid è stato il mio ultimo anno da giocatore, quindi lì ho preso i scarpini. E quindi per me Fontana Fredda è casa mia. Io quest'anno ho uno staff importantissimo, perché alla fine tra il prof, tra il mister Maccari, ho uno staff molto importante che cerchiamo di far calcio in una determinata maniera, in maniera importante. E adesso sono successe delle dinamiche dove insomma qualcosa si è rotto. Sì. Dovete ancora decidere il futuro oppure già deciso? No, noi dobbiamo ancora decidere il futuro. Io ho avuto delle chiacchierate fatte con altre società, dove avevo già messo al corrente anche la società, però sto aspettando il Fontana Fredda prima di tutto, perché per me dare la priorità alla squadra che ti ha dato la possibilità di allenare, per me anche quando ero giocatore sono sempre stato così, quindi io aspetterò sempre per prima cosa il Fontana Fredda.
Fa un po' strano, no? Dire che comunque aspetta Fontanafredda forse un gesto di rispetto. Però corretto uno che dice sono stato già a parlare con alcune società, ho informato l'attuale, però insomma, in un mondo dove tutti si nascondono, è vero. O forse è già finita. Sembrerebbe. Percorso, no? L'idea sembra che l'acqua scorra verso quella direzione, quel canale, ma... Ecco, è un tema che abbiamo già affrontato. Allora, a Fontanafredda, ad esempio, si parla di una possibilità via Malerba a fine di questo percorso durato un anno, che a me sorprende, non so a voi, perché stava facendo bene. Io Malerba avrei tenuto duro, avrei trovato un modo per andare avanti, Sante, no? No, ha fatto benissimo, no? Benissimo. Mi sarebbe piaciuto vederlo ancora un anno per capire. Bisogna capire i progetti societari. Infatti, e poi arrivo lì. A Fontanafredda ha costato il nome di Campaner, che ha fatto bene all'Aviano, tornerebbe in eccellenza, ex Chiarbola Ponziana. A proposito, abbiamo Musolino qua, prima, nel ciclo prima. Allora, però, tutte queste dinamiche, Fontanafredda, così, che magari ufficializzerà fra poco, ma intanto non trapela niente, non ha ancora detto a Malerba, ok, ufficiale, andiamo via. Tolmezzo abbiamo parlato settimane fa, via Serini, però dubbi totali sul successore. Arrivano su società come l'LME che però non si sa ancora, Codroipo non si sa ancora. San Vitese, San pare in Vitese. bilico anche lì, no? Che lettura mi date su questo stand-by, su questa incertezza dell'eccellenza? Da direttore sportivo, tu che idea ti sei fatto? Che i cambi degli allenatori ci stanno, anche dopo un anno. Ma perché così ancora tutto incerto? Perché la stagione non è ancora finita innanzitutto, e poi perché ognuno si tiene un attimino i suoi segretini nelle Ma secondo te sono segreti o davvero non c'è ancora... La maggior parte non ha la certezza di cosa fare? La maggior parte non ha ancora la certezza. Siete d'accordo? Sono d'accordo sul fatto che le stagioni devono ancora finire. Adesso prendo l'esempio che hai fatto tu, non so quanto sia vero e realizzabile, ma il Fontanafredda non può dire prendiamo Mario Campaner che potrebbe giocarsi il playoff con l'Aviano e andare addirittura in eccellenza con l'Aviano. È chiaro che anche se Mario Campaner ti ha detto di sì, ti ha detto press. Okay. Però cioè, nel rispetto di una società che sto ancora allenando, poi sono magari i segreti di Pulcinella per tutti, però prima di ufficializzare, cioè, insomma... Quindi voi trovate, diciamo così, un'incertezza che manca poco, un paio di settimane, si sbloccherà. Che finiscano i campionati, poi si parte. Con Musolino va a San Luigi, lo sapevi? No. Mister Musolino cosa fa? Perché voi siete salvi, quindi avete parlato di futuro. Ma sì, si comincia a parlare, ma appunto, intanto... penso che i campionati devono finire, quindi se finiscono i campionati e uno non sa veramente dove giocherà il prossimo anno, che campionato farà, è anche difficile pianificare. Noi ci siamo salvati domenica scorsa, infatti ci siamo incontrati con il Presidente, c'è la disponibilità di continuare, io comunque sto bene a Chiarbola Ponziana. Sarebbe il quarto anno, bisogna un po' capire un po' quali sono gli obiettivi, se si può fare qualcosina in più, vediamo un attimino, però insomma... Che cosa vuol dire in più per te? Ma insomma, ogni anno partiamo sempre, non dico con gli sfavori del pronostico, ma quasi. Sempre borderline partite, no? E quindi io credo che negli ultimi anni abbiamo fatto un buon lavoro e sarebbe un po' da cercare di consolidare questa posizione con un po' di più tranquillità, anche se in realtà il campionato di quest'anno è stato un campionato abbastanza tranquillo, non è che abbiamo sofferto più di tanto. Allora, intanto... Però la concorrenza è veramente importante e spaventa ogni anno di più. Insomma, intanto cominciamo con le nomination. Ricordati, Fornasiere, che queste nomination sono le nomination di fine stagione, quindi sì, dobbiamo sempre tenere d'occhio la giornata, però con l'ottica anche che stiamo andando con l'ultima nomination, no? Quindi io nelle scelte faccio anche degli omaggi a un percorso. Ma a me delle tue teorie non mi interessa niente, se sono le nomination di giornata. Intanto vediamo se mi bocci la nomination del miglior allenatore, che dopo potrebbe pagarti anche una birra. Musolino. Vai, sentiamo. Chiarbola Ponziana è salvo un'altra volta, con il gruppo, certamente, con alcune qualità, ma soprattutto con una guida sicura.
Mister Alessandro Musolino si conferma tra gli allenatori più esperti e sempre capace di centrare il risultato. Guardiamo bene la stagione del Chiarbola Ponziana, non è per nulla scontata. E c'è da aggiungere una cosa, questa squadra sostanzialmente è sempre stata a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. E allora è ancora eccellenza e con Mister Musolino sempre alla guida, è una certezza. Io la birra sono a posto, no? Fornasiere cosa farà? Ma potrei dartela buona solo perché hai mostrato che era sopra lo striscione ascensori sulla scala, quindi ha scelto anche bene. No, però te la passo, non per la birra, ma perché davvero in 4 anni, come ha detto lui poco fa, loro sono sempre partiti borderline, a parte il primo anno la salvezza con la Sanvitese all'ultima giornata, che poi anche perdendo come la Sanvitese sarebbero stati salvi perché il Tor Viscosa vinse il play-out, però no, sono d'accordo perché il suo lavoro proprio, ma insomma, non lo scopriamo però a Chiarbola, lui ha un passato, crass, di qua al Trieste, quindi insomma... Sì, sono d'accordo. Sante, tu me l'avevi detto già prima di entrare in trasmissione, no? Perché quel signore lì è uno dei numeri 1. Perché? Perché è bravo, punto. Raggiunge risultati con decisione, giocando a calcio, con una squadra di giovani, dove l'eccellenza è difficilissima, alleni in situazioni a volte non super, vento, eccetera, eccetera, e secondo me è un allenatore forte, è una brava persona. Ogni tanto, no? Qualche momento, senza un campo ogni da gioco. tanto che tu... Poi io ho qualche problema ogni tanto con gli assistenti qui con gli altri, una guerra con gli assistenti, ma perché sono uno che interpreta, parla, discute, dopo loro mi rispondono e lì cominciamo a andare... devo ancora limare, nonostante l'età qualche difetto ce l'ho ancora. Chiudiamo la nomination. Okay. Io sono d'accordo perché è vero, da 4 anni a sta parte, quando si parla di retrocessioni, la prima squadra che si nomina probabilmente il Chiarbola e mai come quest'anno ha dimostrato invece di non essere mai in difficoltà nel salvarsi. Quindi complimenti al mister che comunque ha una carriera ottima e in questi 4 anni tanta roba. Ci pensi però, essendo stato appunto un allenatore che ha questi requisiti, comunque questa stima, non ti verrebbe voglia, guardando anche il collega Pocecco, di giocare per vincere qualcosa? Ma è chiaro, fa piacere a tutti, se l'ambizione deve sempre esserci, però devi guardare anche altre cose, devi guardare un ambiente in cui stai bene, sei considerato... Tu hai vinto a Cras, no? Sì, a Cras è stato forse il momento in cui avrei potuto fare qualcosina in più, poi è andato male l'anno in Serie D perché magari da lì poteva nascere un tipo diverso di percorso. Poi essendo anche lì in periferia est della regione facciamo anche un po' di difficoltà noi a spostarci, a trovare altre soluzioni che non siano nel nostro territorio. A Trieste le ho fatte quasi un po' tutte le società, mi sono trovato bene. San Luigi ho avuto l'annata più difficile, un'annata negativa. Non avete legato completamente, no? Sì, ma è stata probabilmente un'annata negativa mia, non ho legato con la società, ma è stata l'unica annata, penso, che balorda che ho avuto in tutti questi anni, no? Quindi ho fatto bene a Muggia, ho fatto bene a Trieste Calcio, ho fatto bene anche a Sistiana, ho avuto le mie soddisfazioni. È vero, anche Sistiana tu hai fatto bene. Insomma, dai, in quella zona del calcio regionale sei un mister di riferimento, proprio per questo ti ho fatto questa domanda di ambizione. Quindi a che punto della tua storia sei con Chiarbola Ponziana? Che cos'è? Come la vivi questa avventura con Chiarbola tu? Ma io sono nato ponzianino, ho cominciato a giocare a Trieste con il Ponziana e quella volta si viveva ancora con l'idea del derby che c'era stato con la Triestina nel 75, io sono del 68. Per quando io ero al Ponziana ci inculcavano, noi siamo la seconda squadra di Trieste, c'era un'educazione siberiana di quel tipo. Sì. E quindi mi sento legato a questa società, poi c'è sempre il sogno di riuscire a tornare a casa, di avere un campo finalmente nostro, che dicono ogni anno dovrebbe essere l'anno buono, speriamo sia il prossimo. E quindi non mi dispiacerebbe affatto essere l'allenatore che ritorna con il Ponziana, con il Chiarbola Ponziana al Ferrini. Questo sarebbe un po' l'obiettivo, però è chiaro devono esserci le condizioni, la possibilità di farlo. Quindi la voglia di rimanere e esaudire questo obiettivo, insomma, questo. no? Avete un bel gruppo, no?
avete anche delle qualità, perché in quel gruppo ci sono dei leader, no? Partendo da Zetto, ma passando poi arrivando insomma agli attaccanti. Cristiani ha fatto bene. Quest'anno ci è mancato per motivi fisici, però sicuramente uno che non ha mai mollato il gruppo. Domenica era in panchina. Cassel c'è sempre, diciamo c'è un po' questa mentalità da underdog che forse ci dà anche tanta forza, no? Il fatto di partire sempre come non favoriti forse ci dà la possibilità di essere ancora un gruppo più coeso, di avere grande voglia di rivalsa, e questo è un po' il punto focale di questa società. Però la prova ne sia che quest'anno uno dei migliori campionati lo fa Sestiani, che è un bravo giocatore ma non è un bomber, no? È quello che fa più gol nel tuo gruppo. 12 quest'anno. 12 gol. Cioè, secondo me salvarsi con comunque un attaccante con il top dei gol che è 12 ci dà un po' il metro di quello che è stato fatto, credo. No? Quindi... Comunque le Triestine quest'anno tanta roba, ma hanno fatto buoni campionati, sì. Il Muggia è forte, no? Il Muggia è forte, anche qui bisogna fare complimenti al mister, perché onestamente io non credevo potessero fare un campionato di questo livello. C'era una buona squadra con un attaccante come Pagliaga, che è uno che sposta gli equilibri. Però non credevo potessero giocarsela così in alto. E da ex il Cras, come lo vedi? Per un primo anno? Secondo me è un po' la delusione del campionato. Io l'avevo visto nel giro d'andata, per me era una super squadra. Aveva talento, corsa, fisicità, era una squadra che aveva tutto per me per essere protagonista assoluto. Gli è mancato un bomber, mister, se no... Te l'ha detto il presidente, no? Che si aspettava qualcosa più da però anche il primo anno, attenzione che il primo anno è salito il Cras ed è abbastanza bene, il primo anno che l'UFM è una squadra, io l'abbiamo detto 1000 volte, è passata un po' così anonima la stagione di Monfalcone, quindi forse anche il primo anno da capire, può creare o gli effetti di grande entusiasmo oppure di passare, di chiudere lineare, no? Senza l'acuto. Però il Cras anch'io pensavo potesse giocarsi addirittura al campionato. L'abbiamo detto a un certo punto, l'abbiamo detto. Allora facciamo così, abbiamo parlato dell'ottimo lavoro di mister Musolino, della salvezza del Carbola Ponziana, adesso ci fermiamo un attimo, dobbiamo parlare della situazione in promozione con Max Gubiani, di come ha vissuto la Gemonese questo passo indietro qualche anno fa in eccellenza, adesso Gemonese dovrà ripartire addirittura dalla prima, e poi andiamo con le altre nomination e anche a lodare altre promozioni che sono arrivate. Restate con noi. Abbiamo ancora un po' di argomenti interessanti, no? La promozione, il Teor che festeggia il ritorno in promozione, ma attenzione perché stasera vi devo chiedere un po', vi chiederò un po' come vedete il rapporto Obodo col mister, non è entrato il giorno della festa, quindi parlerò anche di questo, no? Oltre alla parte molto bella della promozione. Quindi parliamo di Gemonese, facciamo il punto su una delle vittime illustri di questa promozione, Servizio. Come la mettiamo in questo girone? Intanto ci sono 7 retrocessioni. Ma tu hai paura, no? Sì. Sì? Io ho paura. La Gemonese vuole tornare prima o poi ci proviamo, non possiamo nasconderci. Dopo se andiamo giù ti dicono Velu. Un presagio, una paura. Alla fine Velu, la Gemonese retrocede. Un percorso alla rovescia partito qualche stagione fa. Pino Pretto, dopo aver portato all'apice la sua società con la Coppa Manzano e la Supercoppa allo Stadio Friuli, è chiamato ora a ripartire. Ancora il 30° nel destino giallorosso. Ad indirizzare infatti la prima retrocessione dall'eccellenza fu un pareggio a 30° sul finale con la rete dell'1-1 di Fadini, un colpo quello che segnò il finale di stagione e l'epilogo al Simonetti con la salvezza del Codroipo e la retrocessione dei giallorossi. E adesso di nuovo il 30°
con la rete di Dedusai, che significa la retrocessione matematica dei ragazzi di Polonia. Vittime illustri in una promozione che faceva paura a tutti. E adesso chi riuscirà a spuntarla? Nel girone A, ad esempio, vittorie fondamentali sono quelle del Corva, doppietta di Marchiori per stendere la Maranese che ritrova l'8° posto. E poi la doppietta di Bright per la vittoria del Torre sull'Oltre, con 2 scontri diretti alle porte per mister Giordano contro Cussignaco e Martignacco. Tutto è ancora aperto. La squadra è viva, ha giocato, ha creato, ha sofferto, come ho detto ai spettatori a fine partita, la squadra c'è. È stato decisivo l'inizio di stagione o proprio adesso, quando stavate riprendendo quelle partite con Marano, con Sedegliano? Dov'è che siete retrocessi, Max, secondo te? Ma all'inizio e adesso. Cioè, noi abbiamo avuto quel periodo centrale, tra virgolette, che è andato bene, e poi qualcosa non ha funzionato. Cioè, c'è poco da fare. Cioè, non è che adesso analizzare dove è andato male, non è che viene difficile, perché è chiaro, sono le sconfitte che ti determinano la retrocessione, non è che giochi bene, giochi male, abbiamo perso, siamo arrivati... Hai parlato col Presidente? Sì, al telefono, sì, non l'ho visto. No, non è che non l'ho visto, non ci siamo visti. Domenica, finita la partita, sono andato via, ti dico... Deluso? Deluso. Ma come si riparte adesso? Come si riparte? Quando siamo retrocessi dall'eccellenza, forse, non so, bisogna magari ragionare in un'altra maniera, no? Adesso non so neanche come, nel senso... Creare un progetto, dici tu. Creare qualcosa, sì. Io ho detto in quella volta ripartiremo perché sì, ma si vede che è mancato qualcosa. Non si vede, è mancato, perché se in 3 anni ci sono 2 retrocessioni, vuol dire che è mancato qualcosa. Dobbiamo sederci un attimino e pensare, dire è andato, non è andato, non è andato, non è andato, non è andato, è andato, e da lì ripartire. Forse quel tema che aveva detto Preto, dice, trovatemi in quel territorio adesso determinati giocatori per fare quella categoria. Secondo te, Simone, può essere che sia mancata proprio la capacità, anche il momento storico per crearsi un gruppo per poter... A 5 km la Buiese si è salvata ed è terza, quindi vuol dire che... Però è un anno. Ho capito, ma... È un anno. Quella del territorio, credo che Gemona sia una piazza che ha la forza per portare anche uno da 30 km, 40, come hanno fatto da sempre, per tanti anni. Credo che stiano vivendo un ciclo negativo che dispiace, perché insomma, dai, siamo sinceri, Gemona è una piazza che credo debba giocare almeno in eccellenza, poi è vero che... No, perlomeno la promozione. Ma no, dai, l'eccellenza. Dai, sì, ma sai, io purtroppo sì, col dispiacere che ti fermi, no? Cioè, è vero, cioè, il territorio cosa offre? Io non voglio entrare in merito a quello, tra virgolette, insomma, alle polemiche che erano uscite anche, no? Sicuramente l'entusiasmo, soprattutto nei dilettanti, tante volte la fa da padrone. Io adesso non voglio pensare, no, anzi penso a come eravamo, tutti con grande entusiasmo, con grande voglia. Forse è mancato questo. Bisogna ricrearlo. Bisogna un attimino, bisogna anche prendere un attimino di stand by, perché partire domani in questo momento è un po' difficile, no? Almeno parlo per me, è un po' difficile. Però voi secondo me non siete riusciti a metabolizzare la retrocessione dell'eccellenza. Parlo io personalmente, per me quello è stato parlo di un dolore importante per come ci siamo arrivati in quella volta noi in eccellenza, partendo da una prima categoria, da un campionato di una prima categoria quasi retrocessi, perché eravamo quartultimi, se vinceva il Colloredo o se pareggiava e noi retrocedevamo in seconda categoria. Siamo ripartiti l'anno dopo vincendo un campionato, andando in promozione, faticando ma comunque costruendo qualcosa, prendendo dei giocatori giovani, vedi Mini, vedi Stampetta, vedi Marco Rossi, adesso non me ne voglia chi, insomma, no?
Ma vedi... Paolino Giorgio è arrivato un anno dopo, 2 anni dopo, siamo ripartiti con un allenatore, siamo ripartiti con dei giocatori che avevano anche entusiasmo, voglia, e siamo arrivati in eccellenza, stravincendo un campionato di promozione. Sì, ma poi è stato un ciclo lungo fino alla Poi è stato un Coppa. ciclo lungo, forse avendo... Sai cosa? Io penso che comunque, soprattutto nella categoria in eccellenza, stare tanti anni in eccellenza devi darti un obiettivo, perché altrimenti ti giri è più facile la retrocessione che la salvezza. Devi darti un obiettivo, che non dico devi fare per vincere il campionato, ma devi rigenerarti. Però onestamente no? poi è stato un errore, non ha pagato la scelta del mercato sloveno, avete provato? Sì, ha pagato, non ha pagato, perché comunque noi abbiamo perso, a mio avviso, un giocatore che, ecco, questa è una cosa che ci è mancata, il difensore centrale Zarifovic, ma a noi bastava quello lì, e non dico perché questo era il giocatore forte, giocava difensore centrale. La vostra stagione nasce però col giro anche di Sokanovic che non... Arrivo lì, Massimo. Sokanovic è stato un giocatore che purtroppo non ha funzionato. Difatti Sokanovic non è che è andato via lui, siamo noi, gli abbiamo detto qua non funziona, è meglio che vai dove stai bene, perché lui non stava bene, e noi di riflesso. Chiaro. Classifica della Promo A alla mano, chi si salva secondo te? Guardiamo la classifica della Promo A, guardiamo poi la classifica della Promo B. Chi può farlo? Di quelle dietro ce la fa qualcuno secondo te? Quelle da Martignaco, Torres e Degliano? O vedi più... Torre ha tutto nelle sue mani, lo dicevamo nel servizio. Martignaco, io parlo un po' anche per il territorio, mi auguro che il Martignaco si salvi, anche perché torno un attimo... non lasciare stare la parte romantica, però Massimo, va bene, cioè nel senso, mi auguro che il Martignaco si salvi, perché per me è importante anche questo, voglio dire. Classifica alla mano, qualcuno guardando la Promo A? Domenica c'è Torre Cussignaco che è un bel... E poi Torre Martignaco, forse il Torre potrebbe fare il colpaccio. Martignaco Torre. Sì, occhio, perché a 36 anche l'oltre è clamorosamente rientrato la sconfitta di domenica. Questo è, se dicevamo prima del girone di seconda categoria A, pazzo là davanti, questo è senza dubbio il girone più pazzo, perché nel girone B... Guardiamo il girone B. 5 e 6 sono già... Ha pareggiato la San Giorgina il recupero del tempo che mancava, quindi un punto nel girone B, però sicuramente più in mano la situazione per il Trieste Victory dopo la vittoria, però Sistiana, San Giorgina... È giusto però 33, perché tu forse hai messo il punto di domenica del primo tempo, quindi è rimasto tale, cioè 33, la classifica è giusta, col pareggio di stasera. Il Sistiana direi che è in buca vera, da un periodo di tempo. Domenica ha perso con Sevegliano, che si è salvato, ha fatto un bel step. È vero, Sistiana fa fatica. Sistiana rischia perché per come si è messa la classifica adesso sarebbero i play-out, però anche San Giorgina e Azzurra non sono tagliate fuori. Azzurra non ha mollato niente, sono stati bravissimi. Qual è la vittima più illustre? Chiedo agli opinionisti di questo giro di retrocessioni. Per nome la Manzanese, però non dimentichiamoci che è una neopromossa. Se dovesse retrocedere la San Giorgina era una squadra che negli ultimi anni con tanti suoi giovani ci aveva un po' abituato bene, no? Hai detto Manzanese, tu eri lì a vincere una Coppa un po' di tempo fa, no? Quel ciclo, forse da lì poi, quando si è rotto quel ciclo, si è rotto qualcosa, non sono riusciti a ripartire. Infatti il presidente Gumini, intervistato da Simone Fornasiere, parla forse anche della risalita troppo veloce. Sentiamo Gumini, dopo abbiamo parlato Gemonese, retrocessione illustre, ma anche quella di Manzano, che sembrerebbe, ma andrebbe verificato a livello, se non per il fallimento, la mancata iscrizione, non fallimento, da una categoria regionale forse... Non era mai dopo la riforma del 91 non era mai a memoria non è mai retrocesso. Sentiamo Gumini. Sì, diciamo che dopo il terremoto, chiamiamolo così, del 2021, in cui la Manzanese si è ritrovata per le note vicende dalla Serie D alla seconda categoria, il gruppo dirigente di cui facevo parte già 3 anni fa, abbiamo iniziato questo nuovo percorso, abbiamo rimesso in piedi un po' tutto dal settore giovanile in avanti.
Dopo un primo anno di assestamento abbiamo fatto 2 promozioni consecutive e quest'anno purtroppo c'è stato un passo indietro, la squadra non ha funzionato, le colpe vanno in Division Pro fra tutti, purtroppo diciamo, forse siamo saliti un po' troppo di fretta, ecco, no? E quindi adesso ci ritroviamo in prima categoria e stiamo già pensando però di fare una squadra di livello per provare il prossimo anno a comunque non commettere gli errori di quest'anno. Avevate scelto quest'anno di ripartire coi giovani, è una scelta che rifareste? Ma i giovani sono sempre stati una base fondamentale della Manzanese, da sempre diciamo, no? Al di là delle vicende della prima squadra che possono essere positive o negative, è sempre stato un fiore all'occhiello il settore giovanile della Manzanese e quindi continueremo a farlo sicuramente. Insomma, ripartono dalla prima Gemonese Manzanese, sale in prima categoria Costalunga e la nostra nomination come miglior squadra, vediamo. Il Costalunga torna subito in prima categoria, lo fa con il suo stile, gruppo, entusiasmo e inserendo anche giocatori di grande qualità. Domina il campionato e chiude con il 3-1 sul Vesna, una realtà che con poco riesce sempre a fare tanto e chissà che da questa promozione non possa ripartire proprio un nuovo ciclo. Intanto Gratton e i suoi ragazzi si godono questo momento e il mister si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Oggi ero il cinese sulla sponda del fiume, è passato il nemico, abbiamo vinto ed è dedicata a tutti quanti, a tutti i ragazzi che l'anno scorso sono retrocessi insieme a me, a quelli che sono rimasti quest'anno e che si sono tolti la soddisfazione di tornare su e adesso dobbiamo pensare a vincere le ultime 2 di campionato e la finale di Coppa. Sante, tu che una volta non ti tiravi indietro anche dichiarazioni di sto tipo, cosa ne pensi? Io l'ho pagata cara. Si rischia, no? Si rischia. Sì. Ame? Bah, diciamo che io preferisco la vittoria del Rive di domenica. Come... No, volevo chiederti sul fatto del sassolino, se come allenatore... Però non ha fatto nomi. Non ha fatto nomi, non ha detto. Chissà, ha capito. Infatti io non lo so. A Trieste sanno tutti. Lo sanno tutti. Esatto, tu lo saprai, immagino. Chi ha capito? Non sarò certo io a dirlo. Però io posso fare solo un'ipotesi, ho il suo passato, lui era San Giovanni, insomma, però effettivamente chi lo sa, non c'è un riferimento. Comunque, per me, io sono dell'idea che se uno vuole togliere il sassolino è che se lo tolga. Cosa mi dice del Costalunga? No, insomma, ha fatto un'annata straordinaria, non ha mai perso, ha vinto il campionato, è in finale di Coppa, insomma. È sempre con il suo stile? Da celebrare. Ma sicuramente sì, È quella forza lì? Quest'anno aveva anche una bella squadra, Gratton, diciamo, per la seconda, è stato bravo a portarsi vicino tutta una serie di ragazzi che conosceva da anni, poi sono riusciti a mettere la ciliegina sulla torta Muesan e Marin, anche Marin l'altro anno ha giocato con San Luigi in eccellenza, insomma, e quindi hanno portato qualche giocatore importante. Quindi non solo la parte romantica, ma anche qualcosa di più concreto. Sicuramente sì. Ok, abbiamo parlato di chi è salito in prima, in promozione sale il Teor, gli abbiamo dedicato questo servizio. Teor. Sono tanti i nomi da fare nella promozione del Teor. Forse sarebbe da partire nominando tutti i volontari che rendono questo ambiente speciale e sempre giovane da diversi anni. Il 26 aprile è il giorno della festa e il Teor, con i nomi che ha, non può fare certo una frittata in campo, quella la lasciamo fare al chiosco, che sono esperti. Nomi, dicevamo, li cita anche Lorenzo Berlasso. È scontato a dire, ma ovvio che hai il merito quando hai Medi che fa 25 gol, quando hai Nardella, quando hai Batti, quando hai Miotto. Sì, ok, potremmo citare tutta questa squadra costruita per vincere senza dubbi. L'impronta silenziosa di Enrico Grassi da unire all'ambiente Teor, a cui il presidente Sergio Zuccolo ha aggiunto l'ambizione, creando il mix vincente. La premessa della squadra forte è stata fatta, ma non banalizziamo e guardiamo oltre. Partiamo da mister Berlasso. Adesso devi versare tu a tutti.
Sì, anche questa cosa qua, ma ormai quest'anno va così, dai, faccio un po' tutto, dai, va bene Massimo. Spesso etichettato solo come il fortunato timoniere di una barca che sarebbe andata da sola. Il Berla ci ha messo umiltà, affiancando ai nomi la sua cultura del lavoro. Si può affondare anche con la migliore orchestra a bordo, ma non con uno attento ad ogni insidia e che non si è di certo messo a specchiarsi negli elogi. Oggi facciamo un po' di festa, un po'... Sì, ragazzi. Meritata. I miei amici, quei pochi che ho, grazie. È mai scontato vincere? Ma bravissimo, cioè onestamente no. Poi la cosa meno scontata è trovare un presidente che abbia voglia di investire, restando fedele allo spirito del Teor, dove l'entusiasmo deve sempre regnare. Sono queste le persone che mi danno la forza di andare avanti e io spero di ricambiare ancora con altre ambizioni molto più importanti. La continuità e l'appartenenza è data dai dirigenti Varone, Lunardelli e Burba. Potremmo definirle bandiere. E a proposito di questo, c'era anche un conto in sospeso con il Rivignano. Adesso ti faccio vedere la vera bandiera che si mette in mezzo al campo, perché qui ci sono state bandiere fasulle, ma questa è quella che vale. Qualcuno ha fatto degli scherzi così, ma adesso la vera bandiera la pianto io. Guarda. Rivalità accesa che dimostra come il calcio possa restare una questione di paese. Questioni dove sicuramente non può intervenire il sindaco Fabrizio Mattiussi. È una soddisfazione per l'amministrazione avere due squadre quasi massimi campionati provinciali, Rivignano in prima quest'anno, dal prossimo anno il Teor in promozione. Il derby va in archivio per ora, con questo Teor in ascesa e che Zuccolo vuole portare in alto. Intanto giusto godersi questo successo. È un meritato risultato che premia il lavoro di anni di impostazione e vede premiati i lavori della società magistralmente condotta dal presidente Sergio Zuccolo. E nel Teor dei grandi nomi il destino vuole che la firma sulla promozione sia quella di un ragazzo cresciuto lì. Il poker di Nicola Corradin è un ponte tra passato e futuro. Un sogno bellissimo, sono fortunato ad aver avuto quest'anno compagni tutti bravi, tutti forti e oggi per me è stato un regalo enorme. Un ultimo nome il giorno di questa promozione è quello di Amerigo Lunardelli, che ha amato quei colori e che avrà sorriso ancora nel vedere il suo Teor fare gol, gioire e piantare nuove bandiere senza dimenticarsi da dove arriva. Insomma, nella prossima promozione unica c'è il Teor, vanno omaggiate queste vittorie, però avete sentito una puntata anche di dichiarazioni forti, avete sentito della bandiera, c'è stato tutto questo scontro social, lo sfottò tra Teor e Rivignano, tutto parte, facciamo vedere le immagini di questo sottotutto parte l'anno scorso, il Rivignano vince la Coppa e qualcuno fa recapitare la bandiera nerazzurra sul campo del Teor, risposta è quella di Lunardelli e più lo striscione sul campo del Rivignano. Noi ti salutiamo, la bandiera ti regaliamo, ovviamente il Rivignano la prende bene, insomma noi abbiamo una storia, qualcuno dice per una promozione fate tutto questo, qualcuno, poi c'è la parte delle maglie, con sui social qualcuno ha sottolineato l'errore, allora bisogna rifare tutte le maglie. Al di là di che parte stiamo, vi fa sorridere o bisognerebbe evitare? No, fantastico. Teniamo questa parte qua? Bellissimo. Ah, sì, finché è così goliardica e viva Dio, magari sempre. Però ti assicuro che qualcuno si è arrabbiato. Per una bandiera? Per lo striscione sul campo, guarda che qualcuno si arrabbia anche. Tu quando eri dirigente del Campagnola te lo facevo io, cosa mi facevi? Cos'è? Vediamo, di la verità adesso, cosa mi facevi? Ti pagavo una birra, facevo. Però ti arrabbiavi un pochino, o no? No, mi sarei arrabbiato perché è chiaro che se la mia squadra non vince, vince quella rivale, mi arrabbio per quello, ma
Però insomma... Rodo dentro, ma... Ma sono i cugini, tra virgolette, i cugini poveri che superano, no? E vanno avanti, quello è normale, ma non ho visto niente di chissà, ti brucia dentro, però sono cose belle, dai. Sì, dai. Il Teor per anni è stato un'ascesa al Rivigliano, adesso è il momento del Teor che ha un suo percorso che abbiamo raccontato, poi uno può essere d'accordo o meno, con delle novità. Adesso un Teor ambizioso, forte, che ha fatto acquisti importanti, adesso ne parliamo anche di quello, che però, l'ho detto, questo ci tengo a dirlo, vuole mantenere quel legame con il passato, soprattutto a livello dirigenziale, insomma. Dovete dirmi se è la miglior squadra, cosa volete? Io ho parlato delle promozioni, ho scelto il Costalunga, che nomination fa? Il Rive volete miglior squadra, tu? Non c'è dubbio, Rive Flaibano, nella domenica in cui non solo batte la prima, ma nella domenica in cui pensi di perdere punti dalla diretta concorrente, la mandi fuori dalla forbice playout. È la vittoria dell'anno per il Rive. Quindi non si, anche se il Costalunga... tu vuoi che... bravi, ma però ha ragione il mister, avevano squadra per la seconda questi. Sante? Condivido. Rive. Dobbiamo andare a Rive, Flaibano? Rive. Beh, convincente però Fonasiera, molto convincente. Ha interessi a Flaibano. Ci sta. Noi abbiamo il partito russo. Siamo in 5, ci mancava anche che dicevi no. No, non potevo dire. Penso che con la vittoria si sia salvato il Rive. È la vittoria dell'anno per il Rive domenica. Rive Flaibano miglior squadra. A proposito di Teor, senti, io però nomino miglior giocatore questo ragazzo che ha fatto il poker, vediamo. Simbolo del Teor. È cresciuto lì, è esploso lì e forse meriterebbe qualche categoria in più. E allora cosa fare se non prendersela proprio con quella maglia che è la sua maglia? Nel giorno della festa, poker al San Leonardo, ci mette lui la firma e ancora una volta si dimostra giocatore con colpi di qualità, un giocatore che si può godere il Teor. Anche in promozione Nicola Corradin fa 13 nella giornata perfetta. È bravo sto Corradin, Russo? Sì, ci ho giocato contro anche, mi dicevano occhio che è veloce, ed è veramente veloce, e spero per lui che il prossimo anno sia protagonista ancora col Teor e che non gli prendano 2 o 3 esterni per limitare la sua presenza, sì. O comunque per vederlo un po' meno, vedremo. Sì. Allora, tra l'altro Teor che batte San Leonardo che è retrocesso, facciamo anche questa sottolineatura, insomma, con un presidente che ha 30 anni, da una vita in questa società. Allora, qui cosa facciamo? Corradin? Indiscutibile. 4 gol, il giorno della promozione. Corradin in nomination, a proposito del miglior giocatore. Obodo è stato un giocatore importante, no? Siamo qua ha giocato, lì dentro dove noi andiamo a vedere ogni tanto lo stadio. Però io voglio sottolineare questo, nel giorno della festa io ci ho trovato un non va. Però per parlare di una cosa positiva, ma anche con il riflesso che mi pone, che voglio porre una domanda a voi. Vediamo questo tema. Prova la gran botta! Non va. Primo campionato che vince, Chris. Primo che vince. Ti ho fatto vincere un campionato, Chris. Grazie, allora. Sorride, sta al gioco e fa gruppo, accetta l'ironia e anche qualche saggio calcistico da Lunardelli e Varone. Cristian Obodo non ha fatto pesare il suo passato in questo Teor, come già successo a Dosopo, è diventato uomo spogliatoio. È lui che ha giocato la Champions, la Coppa d'Africa, che ha fatto una carriera professionistica ovviamente invidiabile, si è messo a disposizione, ma con Lorenzo Berlasso non ha propriamente legato, diventando giocatore difficile da gestire per il mister che gli concede poco minutaggio. Il giorno della festa il campione nigeriano è tra i primi a fare i complimenti a Corradin ed esulta con tutti, ma non entra in campo. Una scelta, quella di Berlasso, impossibile da non notare e che ci fa porre la domanda: forse era giusto concedere la passerella ad uno come Obodo? La domanda ve la giro a voi, potete anche dirmi che questa domanda secondo voi non ha senso farla. Sono d'accordo con Berlasso. Va bene così. Va bene così, non sapendo le dinamiche, il perché. Allora, va ecco, bene. aspetta,
togliamoci tutta la premessa, togliamo la risposta, non possiamo sapere se, non possiamo... Noi prendiamo quello che abbiamo visto e diciamo se ci sorprende o meno, se ci aspettavate la passerella. Che potesse entrare Obodo non c'è ombra di dubbio, era lì e stava, se voleva entrava. Quindi io faccio una domanda e ha dato probabilmente minutaggio a qualcuno io faccio una non domanda. Che merita di più, ma va bene così, io sono d'accordo con Berlasso. Capiamoci, stiamo parlando di un giocatore che è stato un professionista, quindi è normale che questo crei curiosità e crei un tema, quindi tu dici no. Io quest'anno sono con Berlasso al 100% su tutto quello che ha fatto, ha vinto il campionato, ha il capocannoniere del campionato, farà la finale di Coppa, più di così. Tu dici, giusto così, non serve nessuna passerella. Berlasso per me quest'anno a Teor legge. Acquisto che non serviva nessuna passerella. Sei tranchant. No, allora, non sapendo le dinamiche, però magari si tolgono gli allenatori da questi tipi di imbarazzi, si fanno meno di prendere certi nomi per vincere la prima categoria. Un po' strano l'acquisto di Obodo, è arrivato poi per vincere la categoria con Medi, era già indirizzato il campionato, erano lì davanti, perché vai a prenderlo? Però scusate, io vi dico, va bene, ma ci ritroviamo di fronte a un ragazzo che è questo e sappiamo che carriera ha avuto, ma davvero non si può fare... A parte che è un uomo di 41. Sì, non ha bisogno di 5 minuti capito, con il Teor. Magari, insomma, però sembra che insomma... No, ma il concetto è che genera questo. Io ho capito che tu dici non va a queste cose qua. Sì, genera questo, ho capito che non serve, però stiamo parlando di un giocatore che ha dietro sé una carriera che dobbiamo un po' anche ricordarcela, no? Ma il passato è il passato, il presente è altro. Magari ha fatto giocare qualche ragazzo che si è allenato più tutto l'anno. Bravo. E sicuramente lo ha fatto Berlasso. Gli ha lasciato la passerella dicendo, hai vinto anche tu sto campionato. O magari erano d'accordo. Magari erano d'accordo, sì. Va bene, io però posso porre il tema, no? Stiamo parlando di un giocatore ex professionista. Probabilmente non c'è neanche il tema, perché Obodo era d'accordo con Berlasso di non giocare. Questo no. Adesso io credo di avere un minimo di intelligenza mi è restata, anche se ogni tanto ne dubito, no? Visto certe situazioni, no? Però mi rendo conto se un giocatore può essere gestito in una maniera problematica, si vede, no? Dalla mimica, la panchina, mai uno sguardo, mai un'intesa, dai, possiamo trattare in maniera... ma magari non è così, Berlasso avrà fatto le sue scelte, adesso stiamo parlando se siamo d'accordo o no, ma magari... ma io potrò dire che mi accorgo se c'è una dinamica o no. Se tu che eri lì io sono lì, questa sensazione, mi prendo le mie responsabilità, non è che sono impazzito, mi rendo conto di una cosa. Io non ti ho detto niente, se tu eri lì e ti sei accorto che dal campo puoi vedere la panchina, gli sguardi, a fine sei entrato in campo a fare le immagini, ti sei accorto che... è così, ci mancherebbe. Ma ha giocato anche poco fino adesso. Ha giocato poco, sì. E quindi vuol dire che non questo, non bisogna adesso crearci un caso, si è fatto una domanda, si è messa una curiosità, avete esposto la vostra idea molto chiara. O magari anche l'allenatore non lo voleva quando gli erano preso. Esatto. Ma questo vado già oltre, era una curiosità, detto questo abbiamo parlato del grande lavoro nel servizio di tutti, c'era anche questa parte giusto, qua. Giusto. Miglior parata e miglior gol. Vediamo cosa scegliamo. Ultime nomination dopo aver scelto squadra il Rive Flaibano, giocatore Corradin, allenatore Musolino qua presente. Vediamo se Zetto gli fa compagnia per questa parata. Qua abbiamo Zanier che la recupera dopo, qua la va a recuperare con il riflesso. De Vetti della Buiese, primo tiro facile, poi se continua con l'azione riprende la posizione, è posizionato sul primo palo, Flyban, campione d'Italia, trova il riflesso di De Vetti. Abbiamo queste tre parate, cosa scegliete? Sante Bernardo? Questa. De Vetti? Sì. Vorrasiere? Sì, tre. De Vetti? Russo? De Vetti, anche perché è spesso in è bravo. Bella anche quella di Zetto comunque all'incrocio. Qua c'è la traversa e poi c'è il riflesso. Musolino? Sì, io
avendo Zetto li ho visti fare molto di meglio. Quindi per va cui bene. De Vetti va benissimo. Devetti? Tutti d'accordo, De Vetti in nomination ancora, ed è già stato quest'anno la nostra nomination. Gol, vediamo il gol. Veliconia, Cras solo gol belli, gol brutti non gli interessano. Così, allora Alessio non c'è in questo caso, era completamente mal posizionato, però devi metterla come ha fatto lui. Alessio in porta, è rientrato. È rientrato Alessio, sì. Poi Petracci, guarda, recupera palla, scambia, guarda come scambia con bandiera, guarda che bello, poi se la porta avanti e via all'angolino. Bella l'azione, no? E invece di là c'è il gesto, e Fiorenzo, se vediamo Faulli, si accentra e via all'incrocio. Qua cosa facciamo? Vediamo gli ospiti. Gubiani. Veliconia. Musolino? Sì, dai, Veliconia, perché proprio lo cerca, è un gol complicato, Allora, difficile. gli ospiti ci indirizzano su Veliconia, ma vediamo cosa decidono gli opinionisti. Russo? Beh, il secondo è una bella azione, però solo pensare di calciare dal centrocampo dico anch'io Veliconia. Ascolto come Petracci. Perché a me piaceva. Veliconia. Beh, direi che abbiamo deciso. E allora si chiude 30 aprile, adesso andiamo il mese di maggio con gli ultimi verdetti e ci saranno poi ovviamente le puntate speciali in attesa del 14 giugno della festa dei dilettanti per tornare sulle storie di chi ha vinto. Quindi con stasera noi chiudiamo tecnicamente le nostre storie di dilettanti. Allora non potevo chiudere che con un personaggio che doveva raccontarmi una storia incredibile, Fornasieri. Ma dai, guardate la Champions, per piacere, dai. Ormai è finita, no? Che ora è? Adesso c'è Federico Francioni. Ma sai quante squadre ha fatto Federico Francioni? Ma sì, cambiava ogni 6 mesi, dai. Guardate, è veramente una storia molto interessante, molti aneddoti tra cucchiai, cambi di squadre, poi ci fa anche una riflessione adesso col suo ruolo di agente. Un 10 vagabondo, lo abbiamo definito, forte il è un grande sinistro. Faccio a le battute proposito perché di siamo Bengoa. amici col Francia, ma era... E allora vi lascio questa storia. Io ringrazio per questa sera Max Gubiani che ha voluto dire, insomma, spiegare un po' il momento dopo la retrocessione, quindi grazie per essere stato con noi e ti auguro di ritrovare quell'entusiasmo di cui parlavi, in generale, personalmente o comunque di squadra, di società. Grazie a Mister Musolino. Grazie a voi. Ci vediamo per le nomination, non prendere impegni anche il 14 giugno. Tu sei uno di quelli che alle nostre feste di solito ci sono sempre. Dai sempre molto, quindi non mancare. Grazie a Medeo Russo. Ciao, buonasera. Simone Fornasiere, Ciao. Sante Bernardo, la storia del 10 vagabondo, Federico Francioni. Grazie a Francesco Zilli e Pietro Piccini in regia. Ciao. Nato a Bologna il 10 ottobre 1975, 10-10, la leggenda vuole, nato proprio anche alle 10:10 come orario, ma questo lo dice la mamma, quindi la mamma bisogna sempre credere, no? Federico Francioni. Ciao Massimo, e grazie dell'invito. Sì, mia mamma sostiene questo, beh, sicuramente lei c'era, quindi potrebbe essere vero, io non le credo tanto, però insomma, lasciamo sta leggenda. Mettiamola che è vera, perché poi di base Francio un 10, no? Sì, diciamo che è stato il mio ruolo per quasi tutta la carriera, anche se sono stato un po' penalizzato perché negli anni in cui mi affacciavo io in prima squadra erano gli anni di Arrigo Sacchi, non piaceva. Quindi il 10 veniva dirottato, se ricordi bene, quasi tutti giocavano per moda 4-4-2 e il famoso trequartista veniva dirottato sulla fascia con compiti di venire dentro, ma veniva un po' boicottato perché il calcio stava cambiando e quindi i 10 sono stati quelli un po' che hanno un po' più sofferto quel periodo storico. È vero. Allora, innanzitutto tu sei nato a Bologna perché papà ha origini, no? No, era motivi lavorativi. Motivi lavorativi, i miei si erano trasferiti là e dopo sono nato là. Ok, tra l'altro proprio tu inizi come settore giovanile al Follonica. Che è in Toscana invece. In Toscana. Perché per vicissitudini familiari si separano i miei, mia mamma decide di andare in Toscana e io comincio a 5 anni nel Follonica che è in Maremma, in provincia di Grosseto. E poi rientro a casa perché tutti i nonni erano di Aquileia e di Grado. E poi Grado, insomma, no? Grado, l'isola del Sole. Sì, esatto. Sì. Ti senti gradese? Sì, mi sento gradese perché comunque ci abito, ci vivo da quando ho 10 anni praticamente,
quindi sono ormai 40, sono quest'anno, anche se come per il calcio giro abbastanza tuttora e ho giocato per tanti anni fuori regione. Sì, un po' vagabondo, no? Un nomade, bravo, un vagabondo. La curiosità, tu fai fai una bella carriera dilettantistica, però come prima squadra tu inizi in seconda categoria, sì, al Pieris. Sì, è incredibile, perché all'epoca giocavo nei giovanissimi della Gradese e facevano il campionato provinciale e una persona che mi piace anche ricordare, che si chiama Lucio Bortolotti, che è stato anche responsabile delle rappresentative, mi nota, mi vede, lui a quei tempi faceva le squadre del Pieris, il Pieris faceva il campionato regionale, quindi era un livello, uno step superiore rispetto ai giovanissimi provinciali, e quindi il primo anno di allievi vado a Pieris, dove il settore giovanile era buono, la prima squadra un po' meno, faccio 2 anni di allievi e poi subito il salto in prima squadra in seconda categoria, dove però subito partiamo con una retrocessione in terza, quindi era una squadra molto giovane e siamo retrocessi pronti via. E da lì mi ricordo ai tempi, quando comincio a fare lo periodista, la leggenda che ti prendevo in giro come tu sei uno di quelli che è retrocesso, no? Quindi... Assolutamente, più di una volta, più di una 4 o 5 volte, quindi... allora da lì... però anche qualche campionato vinto, dai. Sì, vinci anche presto, perché tu vai in eccellenza con l'Aquileia, sì, ma poi passi al Treviso in Serie D e vinci un campionato. Sì, esatto, non da protagonista, perché all'epoca la Serie D, è vero che c'era l'imposizione dei fuori quota, ne giocavano 3, ma potevano essere sostituiti da un vecchio al primo minuto. Tu pensa che a Treviso al primo minuto buttavamo la palla fuori, ma facevano tante altre squadre, e veniva sostituito il portiere e un centrocampista. Quindi l'allenatore, che era Beppi Pillon, che poi ha fatto una signora carriera, si teneva per tutto il resto degli 88 minuti un cambio solo, quindi una cosa assurda. Ti hanno mai sostituito al primo minuto? 2 volte, una volta è successo, sì. E come la prendevi? Lo sapevi, quindi dicevi, ma però l'anno dopo la federazione si arrabbia e quindi cambia un po' i regolamenti. La cosa carina è come finisco a Treviso, però, perché io faccio un anno in eccellenza ad Aquileia, facciamo un bel campionato, era una neopromossa l'Aquileia, d'estate avevano appena costruito un campo sintetico a Grado, no? E io andavo sempre a giochicchiare, là avevo 18 anni, quindi andavo volentieri a giocare. Un giorno trovo una partita di turisti, credimi, erano tutta gente non di grado o che conoscevo, mancava un giocatore e mi chiedono di giocare. Gioco, il livello era un po' bassino, e a fine partita il portiere di quella che era la mia squadra in quel momento lì mi fa delle domande, mi dice: no, ma tu chi sei, dove giochi? Alla fine viene fuori, te la faccio breve, che è il dottore, il medico sociale del Treviso, che ha casa a Grado, io non lo sapevo, lo conosco lì, mi dice: guarda che io domani voglio parlare col direttore sportivo perché secondo me serviranno i fuori quota, voglio parlarci. Lui ci parla, mi convocano, mi fanno fare 2 settimane di ritiro in prova e a fine ritiro mi tesserano. Quindi è una storia incredibile. Tra l'altro era un treno rapidissimo, perché con questa fortuna di andare lì, poi la squadra del Treviso, non ovviamente con me perché io faccio solo un anno, ma vince 3 campionati di fila, perché quella squadra lì, la stessa, vince la D, vince l'anno dopo la C2, vince la C1 e quindi si ritrova in B, quindi era un treno super rapido per il professionismo che contava, ma la mia testa non funzionava allora. Quindi, no? No, ha un po' non funzionato per tutta la carriera. Adesso mi viene da ridere perché col lavoro che faccio devo consigliare anche i più giovani su come ci si deve comportare, su quello che va fatto e quello che non va fatto. Ma io ero letteralmente un disastro, ero un permaloso, uno che non digeriva assolutamente le panchine, quindi mi sentivo delle bocciature, per me essere messo in panchina era una sconfitta, e invece che reagire, magari dimostrare all'allenatore che sbagliava, facevo di tutto per stargli antipatico e per farmi mandare via. Infatti se tu guardi la mia carriera avrò cambiato 25 squadre, una cosa infinita. Ho una lista qua, da qualche parte devo fermarmi per curiosità, ma ne tralasso alcune. No, una cosa incredibile, ci vorrebbero 2 puntate. Sì, infatti, ma poi Treviso, Manzanese, eccellenza, poi anche comunque sempre squadre di livello, in quegli anni lì erano tutte squadre importanti, Manzano era un centro importante, Corbonza hai fatto, centri in D, la Corbonese in D, e nel mezzo calcetto a Grado, così, perché no? Calcetto perché ovviamente c'era il militare, all'epoca si faceva il militare, io di Grado vengo imbarcato,
vengo imbarcato sulla nave Amerigo Vespucci. Quindi, una storia incredibile. Film. Faccio 7 mesi imbarcato senza giocare a calcio, senza far niente. Quando finisco il militare, che è marzo, voglio andare a giocare a calcio, tornare a giocare a calcio, e chiedo alla Gradese di poter rientrare per giocare, no? Anche se non avevo mai fatto prima squadra con loro. All'epoca la Gradese faceva l'eccellenza. La Gradese mi dice no, non c'è spazio qua e là, e degli amici che facevano calcetto a Grado mi dicono dai, per riprenderti vieni questi 2 mesi, vieni qua. Io vado a calcetto, faccio bene, nonostante fossi stato fermo, vado in rappresentativa del Friuli, faccio il famoso torneo delle regioni, faccio valanghe di gol, arriviamo quinti in tutta Italia e mi viene chiesto di poter andare a giocare in Serie A di calcetto, quindi intraprendere una strada diversa. Avevo però 21-22 anni, mi piaceva molto di più il calcio e quindi preferisco tornare a giocare a calcio, e ho la fortuna che dopo aver fatto 2 mesi di calcetto però mi prende, grazie a 2 giocatori della Gradese che militavano in quella squadra lì, mi prende la Cormonese addirittura in Serie D, perché quindi stando fermo quasi un anno riparto dalla D, e questo è stato un colpo di fortuna, ecco. Ma hai giocato poi a Olbia? Santa Teresa di Gallura, in provincia di Olbia, sì. Provincia di Olbia. In Sardegna. Avevo un procuratore che lui mi trovava sempre le situazioni, però le situazioni erano sempre borderline, posti dove le cose andavano male, dove non c'erano soldi, però io avevo questo spirito di avventura e questa voglia di poterci provare. Mi sembrava sempre che il Friuli fosse un po' piccolo per poter fare un certo tipo di strada, e quindi ho sempre accettato sfide in Calabria piuttosto che in Val d'Aosta. Ho giocato un po' in tutta Italia, sempre in Serie D. Ma e quindi, girando così tanto, che cosa hai capito dal calcio? Ho capito che alla fine ho trascurato la scuola, che era meglio studiare e magari fare la tua carriera qui, a livello di, cioè a mio figlio non consiglierei di fare questa vita, perché se sei bravo oggi, ai tempi di oggi, se sei bravo vieni fuori dal Friuli Venezia Giulia, dalla Basilicata, da tutte le regioni, perché tutte le squadre sono attrezzate con osservatori che vanno a vedere partite su partite. Dall'altra ti dico che però l'andare in giro per l'Italia autosostenendomi, perché comunque non è che lo facevi gratis, mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone, tante culture diverse, aprire un po' la mente e saper stare al mondo, questo dico io, e quindi da quel punto di vista là è stata un'ottima scelta. Quindi avendo giocato in tutta Italia mi sembra quasi potrei fare una puntata di affari tuoi, no? Con i pacchi, Sì. le regioni. Che pacco sceglieresti tra le regioni dove ti sei trovato meglio? Ma un po' dappertutto mi sono trovato meglio, se però devo scegliere una squadra dove c'era grande unione, dove eravamo in 20 su 22, eravamo 20 da fuori regione, quindi stavamo sempre insieme, che mi sono trovato bene, è stato Val d'Aosta, che era la squadra di San Vincent, con sponsor il Casino, e in Val d'Aosta insomma alla fine si stava molto bene. Ti sei divertito? Insomma. Mi sono divertito, ma mi sono divertito dappertutto. Mi sono divertito anche a Casarano, dove, per farti un esempio, siamo andati molto male, perché all'epoca il mio procuratore, addirittura da procuratore, diventa direttore sportivo del Casarano. Mi porta giù, dopo 3 giorni che io sono giù a Casarano, il TG5 annuncia che hanno arrestato il nostro presidente. Quindi fine corsa dei soldi, fine gita, però Casarano, una piazza che portava 5.000 spettatori, una piazza che viveva di calcio, è dove è esploso Corvino come direttore, dove giocava Miccoli, quindi il pubblico era... Però andiamo male, e quindi tutte le domeniche in casa, Massimo, andiamo a mezzanotte a casa, perché fuori c'è la gente che contesta. Quindi veniamo sempre contestati, la polizia ci tiene lì fermi, a mezzanotte si stufano, torniamo tutti nei nostri appartamenti, ma a mezzanotte e mezza puntualmente suonavano il campanello, gli ultras, tu andavi giù, sembrava un po' il film di Nino Banfi, parlavi, dicevi 2 schiaffetti, dati bene, non si fa così, e poi ripartiva la settimana. Ti è capitato anche a te? Sì, madonna, però ormai era diventata una prassi, però vabbè. Con Francio ho davvero bisogno di una puntata intera, quindi provo a fermarmi ancora su una curiosità mia, poi altre cose sicuro verranno fuori con le domande canoniche che ho preparato a tutti. No? Nella tua serie di storie, di avventure, ti becchi anche un doppio tesseramento. Sì. Anche quello, è stato un grande dispiacere, perché io parto la stagione nel Bolzano e le cose non andavano benissimo a Bolzano, ma a gennaio, no scusa, il mercato era, quella volta lì il mercato c'era sia a novembre che a dicembre, però a novembre c'era con le liste di trasferimento e a dicembre con gli svincoli.
Mi chiama la Pro Gorizia aveva fatto uno squadrone quell'anno lì, erano secondi in classifica, mi chiamano, io firmo per la Pro Gorizia non controlla il mio tesseramento, io firmo convinto di essere svincolato perché da Bolzano mi avevano detto che ero svincolato, gioco 4 partite, segno anche 2 gol, squadra in lotta per la promozione, tra l'altro proprio col Sud-Tirol ce la giocavamo, che poi vince il campionato, e alla fine quarta partita arriva la federazione che chiama la società Pro Gorizia, c'era Roberto Moretti all'epoca, che è un dirigente abbastanza conosciuto in regione, gli dicono che la mia posizione non va bene e che quindi devo star fermo 2 settimane, perché 2 settimane era il tempo in cui le altre squadre contro cui avevo giocato potevano fare ricorso e perdere la partita a tavolino. E dopo le 2 settimane mi avrebbero detto cosa fare. Passano le 2 settimane, fortunatamente non vengono toccati i punti alla Pro Gorizia, non succede niente, però mi viene detto che io non posso essere tesserato assolutamente per la Pro Gorizia e che al massimo potevo tornare a Bolzano. Pensa tu. E quindi sto fermo 3 mesi perché decido di non tornare a Bolzano, decido di rimanere a Gorizia. Era in quel periodo lì poi o più avanti che fai il gol alla Pro Gorizia? No, era quell'anno lì, in una partita che vedi non potevo giocare per il tesseramento, però l'ultimo anno l'ultima partita del millennio giochiamo a Martellago, è il 1999, l'ultima di campionato, facciamo 1-1, io segno su punizione e quello diciamo che è l'unico... non è neanche un record, è una curiosità che sono l'ultimo marcatore della Pro Gorizia del millennio. Si chiude con Franzo che poi non giocherà più perché aveva questo doppio tesseramento. Esatto. Pazzesco, va bene. Che giocatore eri in poche parole? Ma trequartista classico numero 10, un buon sinistro perché tecnicamente... bravo, poi però non ero un cuor di leone, non ero un grande colpitore di testa, non ero neanche un grande goleador, però era uno che gli piaceva tanto mettere in porta e far gol i compagni. Beh, insomma, io ti conosco praticamente ormai a fine carriera nei dilettanti, però insomma il sinistro colpiva, dai, cioè io quando vedo i tuoi ultimi gol, no? Quella bella esperienza a Lignano che ti sei trovato benissimo. Mi sono trovato anche lì benissimo, perché veramente con persone fantastiche. Che calcio era quello che hai vissuto tu in tutti questi anni, insomma? Secondo me era un calcio, qua mi diranno di no, però il livello secondo me era alto, nel senso che il famoso livello, perché intanto era molto più difficile riuscire a far carriera, perché veramente le categorie esistevano, c'erano tanti giocatori bravi, c'era anche un discorso di meno osservatori, adesso io vedo anche per il lavoro che faccio che se tu fai un'annata fatta bene ti puoi ritrovare subito in Serie B, in Serie A. Una volta non era così, le rose erano più ridotte, veramente c'era meno gente che veniva a vederti e poi in ogni squadra trovavi sempre 4-5 giocatori che erano anni che giocavano, non c'erano tanti cambi di squadra, quindi tu sapevi che andavi, non so, a giocare a Manzano e c'era Bomber Tolloi, che era uno che ogni anno faceva 14-15 gol, perché anche i difensori di una volta non sono quelli di adesso. Cioè, una volta il capocannoniere dell'eccellenza, ai tempi miei, ma anche di Serie D, faceva 15, 16, non adesso vedo 32, 33, cioè per me era un calcio più difficile e con tanti più giocatori perché non avevamo i social, non avevamo niente e quindi tutti quanti giocavamo per strada e giocavamo a calcio, quello era 9 persone su 10 giocavano a calcio. E in spiaggia ovviamente. E in spiaggia, a grado siamo sempre stati considerati in Friuli un po' i brasiliani perché tecnicamente c'era una qualità veramente superiore, però come dico sempre io a grado siamo come le sardelle, no? Buoni fino a qua tranne la testa, perché lo iodio probabilmente influenza un po' le teste. Hai dominato un giocatore, mi dici che giocatori hai apprezzato nei dilettanti? Allora, ne ho apprezzati tanti, ma 3 particolari con cui ho giocato e quindi li ho visti quotidianamente ed ero innamorato. Il primo è stato Massimo Marchesan, che è un trequartista proprio di grado, che tra l'altro lui a 17 anni ha fatto 10 partite in Serie B, ma ha fatto una vita nei dilettanti, apprezzato in tutto il Friuli perché era un giocatore di una tecnica, di una qualità spaventosa. E poi un po' più da grandicello Neto, perché comunque abbiamo vinto un campionato all'Itala San Marco ed era un giocatore che non c'entrava niente con queste categorie. E l'altro che al terzo posto ci metto Paolo Zanardo, che qua insomma in questa zona qui, Pordenone, Tamai, è molto conosciuto perché era un giocatore veramente
straordinario che doveva far di più nella sua carriera. Hai una partita indimenticabile? Conta poco, però mi ricordo quando giocavo a Adria, stavamo andando male in classifica, molto male, eravamo condannati alla retrocessione, e una domenica dobbiamo giocare contro il Forlì, che è primo in classifica, no? Anzi no, credo fosse il Fano, contro il Fano, che è primo in classifica, ed era una squadra che andava a 2000, stava dominando il campionato. Ci ritroviamo a pranzo, perché ovviamente anche in Serie D pranzavi prima della partita tutti insieme, e ci guardavamo tutti quanti, come dire, mamma mia oggi cosa ci tocca, perché le cose andavano male, quindi lo spirito era a terra, di qua e di là. Ti dirò che abbiamo bevuto anche qualche birrettina che era vietata, ma perché ormai eravamo in caduta libera, no? E giochiamo questa partita liberi di testa e vinciamo 3-0, io segno una doppietta, e tra l'altro, per dirti, la settimana dopo la squadra che inseguiva era il Forlì Milano Marittima. Il Forlì ci invita tutti a far festa perché nessuno pensava che noi, penultimi in classifica, battessimo la capolista Fano, e in una giornata dove eravamo rassegnati gli diamo 3 pere. Incredibile. Una persona che vuoi ricordare, per te indimenticabile? Allora, una l'ho detta prima, che è Lucio Bortolotti, perché comunque è venuto a prendermi a grado, e di questo gliene sarò sempre grato, perché agli anni avevo fatto tanti provini con l'Atalanta, non erano mai andati bene, perché comunque, ti dico, non era così facile andare via come adesso. E poi 2 persone che mi piace ricordare: uno come allenatore è Massimo Pavanel, perché probabilmente è l'unico che veramente mi è entrato nella testa e è riuscito, ero già un po' più maturo, è riuscito un po' a cambiare il mio modo di fare, il mio modo di giocare. È riuscito a capirmi, e anche dandomi delle forti bastonate. Però per lui probabilmente è l'unico per cui mi sarei buttato nel fuoco se me l'avesse chiesto, che non mi è mai successo. E l'altro è comunque Loris Tramontin, perché è un'altra persona del nostro calcio che ha saputo, non era facile, prendermi, capirmi, e mi ha dato 3 possibilità. Abbiamo preso a Monfalcone e abbiamo fatto, penso, una squadra fortissima che ha fatto il più bel calcio in quegli anni lì che si era visto. Poi mi prende all'Itala San Marco e vinco il campionato da Serie D, giocando comunque 20 partite, perché vado a novembre, anche se con mister Zoratti non esaltava proprio le mie caratteristiche, perché facevo proprio l'esterno di destra, però vinciamo un campionato, secondo me, straordinario. E l'anno dopo Tramontin mi porta anche a Manzano, e anche lì rivinco il campionato con un'altra squadra fortissima, e quindi loro 3, ecco, sono le 3 persone, diciamo, che insomma, mi viene da ringraziare. I nomi hai vinto comunque tu a livello dilettantistico, hai toccato allenatori, tanti nomi, hai detto che hai avuto tanti allenatori, ma ce n'è uno che però appunto per te ha fatto la differenza: Pavanel. Pavanel mi ha trasformato, il primo che mi ha dato tanta fiducia, mi ha fatto capire che forse qualcosa potevo fare. Era un allenatore che avevo avuto il primo anno di settore giovanile a Pieris, si chiama Ennio Tonel, specializzato nei ragazzi, e secondo me è stato un allenatore che mi ha dato consapevolezza di quello che avrei potuto fare. Una cosa che non hai mai raccontato? Ce l'hai? No, tu mi conosci, no. Sempre, ma forse quella del tesseramento, alla fine, che abbiamo parlato prima. Poi tu ogni tot ci tiri fuori il video dei cucchiai, no? Quella è stata una cosa. Tieni a far vedere che è stata una cosa folle ma simpatica, perché io arrivo proprio arrivo a Monfalcone, quella squadra che poi arriverà seconda, con Tramontin direttore sportivo e Pavanella allenatore, ma con fior di giocatori, c'erano Gubellini, Birtic, De Fabris, Spetic, Godeas, Lardieri, cioè Cipracca, era una squadra Pettarin, cioè una squadra forte che giocava un gran calcio. Mi prendono a novembre perché avevamo bisogno di un trequartista, ma soprattutto perché quell'anno lì la squadra di Pavanel penso prenda qualcosa come 14 o 15 rigori. C'era Paolo Pinos. I primi 5-6 rigori, 7, li sbagliano tutti. Non riescono a far gol su rigore. Quindi prendono me, che ero un buon rigorista, e quindi mi prendono anche per quel motivo là. Subito alla prima partita giochiamo contro il Muggia e c'è un calcio di rigore, in mezzo al fango, una cosa incredibile. Io nella mia testa un po' particolare dico: guarda, qua i ragazzi hanno sempre sbagliato i rigori di qua e di là, adesso lo tiro a cucchiaio, perché così nella mia testa dicono: guarda, abbiamo trovato quello che tira i rigori, li tira bene, fa anche queste cose qua, dà morale. Cioè, tu pensa come ragionavo io, queste cose qua. Quindi lo tiro, faccio gol, e da lì tipo vengono 5 o 6 rigori di fila nelle successive 7-8 partite,
e comincio a tirarli tutti a cucchiaio, perché giustamente i portieri dicevano, beh, l'ha fatto l'altra volta, sarà mica matto da rifarlo. E io continuavo a rifarlo, finché trovo quello del formaggio, perché del Mestre, che conoscevo bene, giochiamo un Monfalcone Palmanova, prima della partita, sai che in campo ti saluti, parli e tutto, mi dice: Francio, guarda che ti dico subito una cosa, se viene un rigore e me lo tiri a cucchiaio, io ti corro dietro per tutto il campo. E mi dice così e io mi metto a ridere, arriva il rigore, no? Quindi il rigore è anche una cosa mentale, secondo me. Io arrivo lì e dico, ma starà fermo. Io glielo volevo tirare a cucchiaio, però dico, me l'ha già avvisato. Del Mestre dico, ma starà fermo per non prenderlo? No. Quindi non ero convinto di tirarlo. Starità, vado ad angolarlo e lo tiro dove mi trovavo meglio, cioè incrocio il sinistro, lui parte un quarto d'ora prima con la sigaretta e me lo para, e quindi e se l'avessi tirato e finisce il cucchiaio, anche se dopo andiamo agli spareggi con una squadra di Milano, arriva il rigore, lo tiro anche quella a cucchiaio, vinciamo 1-0, ma purtroppo dovevamo vincere 2-0 e non riusciamo a salire. E tra l'altro tu hai fatto quel passaggio Monfalcone-Finca. Vabbè, lì è stato d'oro. traditore alla grande, perché torna a Monfalcone, non era il Monfalcone che avevo lasciato anni prima con Tramontin e con Pavanel, anche come squadra, le cose non vanno bene, c'erano anche problemi economici, comincia una corte spietata da parte di Coceani, mister Coceani e di Puia, il presidente, di Brugnolo, di Andrea Brugnolo. Alla fine mi decido a fare questo passo, ad andare di là, quindi malumori, perché comunque c'era tanta rivalità all'epoca fra le due squadre, poi le cose però non vanno bene, perché diciamo che a livello probabilmente tecnico e temperamentale non ero il giocatore adatto per quella finca. Per quella finca lì. Senti, ma hai detto una cosa, no? Traditore, quando si cambiano tante squadre, ora tu fai il procuratore, una delle cose brutte che ti possono dire è che sei un po' mercenario. Certo, è vero, è vero. Io sostanzialmente, allora, a inizio anno facevo anche una valutazione su quello che poteva essere anche un aspetto di rimborso, perché è inutile che uno stia a nascondere la cosa. Poi però, quando me ne andavo, e io ho cambiato spesso squadre, era più per il mio carattere e il mio atteggiamento. Che per la questione di sì, soldi. perché poi però alla fine... ti posso chiedere, Francio, anche per il ruolo che fai adesso, negli anni, ma anche adesso, il rimborso nei dilettanti quanto pesa? Pesa tanto. Pesa tanto, è inutile girarci intorno. È inutile girarci intorno, pesa tanto, c'è sempre stato, anzi forse una volta era più facile perché i tempi negli anni 90 erano anche diversi. Tu mi vuoi dire che in un'eccellenza di base è una questione di rimborso, non di dinamiche? Sicuramente chi ha più disponibilità economica 9 volte su 10 ha più possibilità di vincere e incidono, però io non capisco perché ci sia tutta questa battaglia, perché poi sembra quasi che i giocatori, ma a mio avviso il problema è di chi li contatta e promette certi tipi di rimborsi. Quello sì è un tema, poi c'è anche il tema, ma ci vorrebbe una puntata intera, che magari certe squadre, magari per mancanza di tempo, di competenze in certe categorie, rischiano di affidarsi un po' troppo ai procuratori e magari non sempre un beneficio. Ma questo magari faremo una puntata. Questo comunque a livelli anche più alti è un problema, perché è un po'... Tolgono potere alla figura del direttore sportivo, che secondo me è una figura molto importante. Ci salutiamo così. Per te è stato più bello fare il calciatore o più bello fare il procuratore? Sono due cose diverse, mi stanno dando soddisfazioni tutte e due, ma giocare a calcio era la passione, era la vita ed ero anche più giovane, quindi si stava meglio. Ma quindi per te il calcio cos'è stato? Un'esperienza, un lavoro? Tutto, passione, vita, lavoro. Ho avuto la grande fortuna anche dopo aver giocato di essere riuscito a trasformarlo in un lavoro, quindi per me il calcio è tutto. È limitante, perché poi chi mi conosce magari dopo un po' dice Madonna, parli solo di calcio, però sono nato con quella passione lì e vivrò, morirò con quella passione lì e ti ripeto, mi sento fortunato ad essere riuscito anche a trasformarlo in un lavoro, mettendoci sempre la passione, la genuinità, l'onestà e la voglia magari di aiutare anche a livello caratteriale e mentale, perché il calcio di oggi purtroppo si basa al 70% sulla testa e il 30% sul talento, e quindi cercare di aiutare magari giovani bravi a non fare gli errori che magari ho fatto io, ecco.
che ne ha fatti. Tantissimi, che ne ha fatti. senza fine. Però insomma Franzo, ci siamo divertiti, ci continuiamo a divertire a parlare di calcio, insomma, e non solo insieme, quindi grazie anche per questa esperienza, ma ci ritroviamo sicuramente con A Tutto Grazie Campo a te, in Massimo. altri contesti. Grande abbraccio. Ciao Franzo. Ciao.